Possiamo iniziare? Possiamo iniziare? Buonasera. E lei lo segretario? Sì, questa sera sì. Non è che mi dispiace, eh? Grazie. Dunque, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iniziamo? Chi è che manca qua? Manca Darè e manca Rossetta. Manca Rosetta. Rosetta non c'è. Boh. 12, possiamo iniziare. Bene. Allora, iniziamo. Morale c'è, no? Sì, 12. Dopo adesso, al punto numero 6 di Seneca, è quello dei contributi. E poi spiega lei, Ah, va bene. Sì, va bene. perché io non so, Kaiser, Va bene, va bene. perché Diana non c'è. Diana non c'è. Va bene. Se no faceva il sindaco, mettevi Sì. Direi che possiamo iniziare visto che il numero legale c'è. Bene, apriamo questa sera la 31esima seduta del Consiglio Comunale di martedì di 30 novembre 2021. La seduta è aperta al pubblico, anche se questa sera il pubblico latita, evidentemente i contagi sono in aumento. È garantita comunque il rispetto del principio della pubblicità della seduta del Consiglio Comunale fatta attraverso la trasmissione video e su streaming internet della Tenda TV. Passo la parola al segretario per l'appello. Allora, buonasera a tutti. Mi sento. Allora, Più vicino. ok, aspetta. Bagliana Mirella. Casagrande Andrea. Assente. Ah, ok, va bene. Da Reggio Antonio. De Antoni Giulio. De Bastiani Alessandro. De Nardi Barbara. Dus Marco. Gomiero Maurizio. Pagotto Alberto. Parella Roberto. Rasera Gianni. Rosset Mario. Salezze Silvia. Sant'Antonio Paolo. Presente. Tonon Roberto. Varaschin Gianni. E Miatto, sindaco Miatto Antonio. Bene, nominiamo gli scrutatori. Allora, nominerei Gomiero, Rasera e De Bastiani. È una novità. Bene, grazie per aver accettato l'invito. Bene,
Nominati gli scrutatori, passiamo alle comunicazioni. Sindaco, le lascio la parola. Buonasera. Allora, la prima delle comunicazioni è quella relativa al nostro segretario. Come sapete, il nostro segretario attualmente è segretario a Bassano. È una città forse più importante di Vittorio, più grossa certamente, ma soprattutto è molto vicina alla sua abitazione, per cui la sua opzione, pur spiacente, è stata quella di spostarsi su Bassano. Abbiamo ottenuto che possa lavorare ancora a scavalco fino al 31 dicembre, per cui non ci abbandona completamente. Comunque noi siamo ben dotati perché abbiamo la nostra dottoressa Paola Costalonga che sa sostituirlo egregiamente. Ci dispiace naturalmente perché abbiamo potuto apprezzarne qualità umane e tecniche e abbiamo pescato un'altra volta bene. Vediamo di ripeterci. Le procedure per la sostituzione, per l'arrivo di un nuovo segretario, sono già state avviate e spero entro l'anno certamente di sostituire la figura del dottor Bertolo. La solita comunicazione Covid non sta andando molto bene, nel senso che l'incremento quotidiano, eravamo, ricordate, arrivati a un positivo, l'incremento quotidiano ha cominciato a essere di 2-3 soggetti al giorno in più, poi 4-5, poi 10, adesso nell'ultima settimana anche 12-15 al giorno in più. Siamo arrivati questa mattina a 142, dei quali 9 ricoverati. Non mi è dato sapere in che condizioni siano i ricoverati, ci auguriamo che non siano gravi, ma comunque 9 sono ricoverati su 142. Il trend penso sia ancora in salita perché la curva sta ancora crescendo, perlomeno qua guardando i nostri numeri a Vittorio Veneto. Le operazioni di vaccinazione, specialmente della terza dose, stanno procedendo tanto che a Godega sono un po' oberati da una forte presenza di cittadini che vanno a vaccinarsi. Si è aperto il sito di Ormelle e quindi se qualcuno dovesse aver fretta, particolare fretta nell'eseguire la terza vaccinazione, ha anche questa opzione un po' più scomoda, ma perlomeno c'è. Oltre che raccomandare la prudenza, perché in questa fase qua si vede le temperature che si stanno abbassando, eccetera, forse il calo medio della copertura vaccinale ottenuta con le prime vaccinazioni forse si sta affievolendo, probabilmente si sta affievolendo, e quindi invito tutti quanti a velocizzare, ecco, le operazioni di ulteriore vaccinazione. Altro da dire non ho. Ah sì, continua ad essere la maggioranza dei positivi, fanno sempre parte dei non vaccinati, che pur essendo ridotti in numero a un 16-17% della popolazione, continuano ad avere la maggioranza dei casi. Era da attenderselo, effettivamente è così. Grazie, signor Sindaco. Assessore Antiga, prego. Grazie. Due parole, perché questa mattina in prefettura c'è stata una riunione del gruppo di coordinamento e sicurezza dove il prefetto ha dato a tutti i partecipanti alle forze dell'ordine che erano presenti e anche alla polizia locale di intervenire sul territorio in maniera convinta e massiccia, nel senso che non andare più a campione, ma fare veramente dei controlli selettivi e importanti e continuativi, perché il segnale ormai che questo Covid diventi importante come una volta ci sono tutti. E l'unico modo per tenere aperti e salvaguardare un po' quel che è l'economia, che dava
sentori di poter partire è quella di far controlli a tappeto sul nuovo Green Pass e quindi tutti quanti sono avvisati che ci saranno dei controlli sul territorio importanti, selettivi e non più a campione, ma non dovranno essere necessariamente continuativi. Grazie. Grazie, Assessore Antiga. Altre comunicazioni da parte degli assessori? Mi sembra che non ce ne siano. Allora apriamo i lavori. Sì, prego. Sì, buonasera. La inviterei a verificare all'inizio della seduta la presenza del numero legale da parte della maggioranza, perché se alla maggioranza non interessa sostenere la Giunta, non vedo perché deve interessare a noi. Allora io adesso so che verrà altri consiglieri e quindi nel corso della seduta la maggioranza avrà il numero legale per sostenere i provvedimenti, però a inizio seduta non è la prima volta che succede che non c'è il numero legale. Allora ripeto, a chi spetta l'onere di sostenere questa amministrazione? Diciamo che il numero legale, grazie, sì, che, penso che abbiano sentito, ma il numero legale è fatto dal Consiglio Comunale, non è che sia fatto da maggioranza o minoranza, per cui dico, stanno arrivando, io inizio all'orario corretto, dopodiché spetta a ognuno avere la propria responsabilità di arrivare con il giusto orario. Penso che ormai le persone dovrebbero capirlo, dopo averlo ripetuto n volte. Comunque grazie per la nota. Allora, passiamo la parola, apriamo i lavori con la prima interrogazione a risposta orale da parte del consigliere Parrella. Prego, consigliere, illustri pure, eccoci qua, i primi arrivi. Prego, consigliere Parrella, se vuole illustrare o leggere l'interrogazione. Non funziona? Cambi. Ecco, funziona. Fermi tutti. Prego, consigliere Parrella. Buonasera Presidente. Buonasera Presidente, buonasera Sindaco, assessori, consiglieri. Si avvicini di più al microfono perché altrimenti non si sente. Allora, buonasera Presidente, Sindaco, assessori, consiglieri e chi ci sta seguendo da casa. Allora, sarò breve a leggervi questa pagina qua. Mi rivolgo al signor Sindaco, dottor Miatto. Questa mia interrogazione fa riferimento e seguito all'interrogazione da me fatta in un precedente Consiglio Comunale, quando chiedevo a quanto ammonta la somma che l'amministrazione del sindaco precedente, dell'amministrazione precedente, ha ritenuto di non dover chiedere allo Stato quale rimborso delle somme date al patto di solidarietà dei comuni. Ricordo che la Corte Costituzionale ha sentenziato di dichiarare legittima la richiesta dello Stato ai comuni vigorosi con l'obbligo per lo Stato stesso di risarcire i comuni che avessero richiesto il rimborso di quanto versato. Sono convinto anche che sia obbligo per tutti i componenti di questo Consiglio dare le giuste informazioni ai cittadini vittoriesi che pagano le tasse. Sarà un po' sintetico. Sarà per la mia professione che esercito e di conseguenza per il modo di pensare che mi appartiene che pongo la massima attenzione al modo di operare dell'amministrazione e della stessa del bilancio comunale, dove fondamentali gli equilibri tra entrate e uscite. Lo faccio ora come consigliere di maggioranza e l'ho sempre fatto anche semplicemente come cittadino quando per 5 anni ho esercitato il compito di consigliere e di
segretario della sezione Lega Nord di Vittorio Veneto, come attualmente ancora lo faccio. L'amministrazione precedente non ha seguito questa compito, malgrado le nostre richieste consigliari di chiarimenti, non abbiamo avuto nessuna risposta. Di conseguenza io mi rivolgo al signor Sindaco, al fine chiedo al Sindaco come sarà possibile, se sarà possibile, poter recuperare questi soldi che parerebbe che ammontassero a una cifra di 1.200.000 euro. Se è possibile o non possibile. Adesso aspetto una risposta dal Sindaco. Io presumo che non sia una mossa, può darsi che sia stata anche una mossa politica dovuta al fatto che non voglio fargli del male al mio governo centrale, però scusatemi magari in termine veneto, Napa è anche in Scasea, la ne stanca ben, indipendentemente da chi che lì è il governo. Sono stato sintetico, non ho... Ecco, signor Sindaco... La ringrazio, consigliere Parrella. Do la parola al Sindaco per la risposta. Allora, torniamo sull'argomento. Questa è un'ulteriore interrogazione che tratta il medesimo argomento. Cioè mi si chiede se sia possibile ottenere il rimborso della somma di circa 1.200.000 euro a seguito della sentenza favorevole del giudice amministrativo che ha riconosciuto l'illegittimità del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2015 avente ad oggetto Fondo di Solidarietà Comunale, definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015. Cosa è successo? Praticamente i comuni della provincia di Treviso calcolarono l'ammontare del dovuto per il fondo di solidarietà comunale e quello che era stato il beneficio ottenuto. Da questo conteggio, poco più di 40 comuni avevano riscontrato una cospicua differenza a loro sfavore, per cui tutti i danneggiati hanno intentato una causa contro il Ministero, vincendola e facendosi quindi risarcire del maggior versato rispetto al dovuto. Risulta che solo Treviso, dell'amministrazione Manildo, e Vittorio Veneto, dell'amministrazione Tonon, non abbiano partecipato al ricorso, pur essendo ambedue creditori di svariati milioni di euro, di più Treviso naturalmente rispetto a Vittorio Veneto. Però le sentenze del giudice amministrativo hanno effetti soltanto tra le parti del giudizio e non, come si dice, erga omnes, cioè nei confronti di tutti gli altri. Quindi mi consta che sia impossibile per i comuni che non hanno aderito al ricorso di chiedere semplicemente il rimborso di quanto sarebbe spettato loro, come invece è avvenuto per i vincitori, coloro che hanno intentato la causa e l'hanno vinta. Il consigliere Parrella, non l'ha detto nella semplificazione che ha fatto per risparmiare tempo, ma nella sua interrogazione mi chiede anche a chi spetti l'onere di risarcire i vittoriesi per il 1.200.000 euro circa che sono stati buttati dalla finestra. Io in questo momento non riesco comunque a rispondere a un'interrogazione giunta, fra l'altro, pochi giorni fa. Vorrei intanto capire se è uno dei compiti della presente amministrazione quello di appurare eventuali responsabilità, perseguire colpevoli, eccetera. Dal punto di vista patrimoniale dico. Dal punto di vista politico l'azione è stata fatta, ovvero non fatta, e quindi è sotto gli occhi di tutti. Ripeto, oggi non sono in grado di dire se la colpa con le sue conseguenze patrimoniali siano da ascrivere alla giunta precedente o ai consiglieri di quel tempo. Posso presumere che si debbano approfondire questi aspetti, ma al momento una risposta io non riesco a dargliela. Quel che è certo è che non possiamo ripercorrere la strada che è risultata essere vincente, perché quello ormai è un treno
passato e quindi ci sarà impossibile recuperare quel 1.200.000 euro che sono partiti per altri lidi e non possono più tornare. Un attimo che vi passo. Allora, ha finito la risposta? Sì. Bon. Allora, consigliere Parrella, dica pure se è soddisfatto o meno della risposta, prego, e dica le motivazioni in sostanza. Pronto? Fermi tutti, prego. Più vicino al microfono però. Sì, mi va bene quello che mi dice, signor Sindaco. La mia non è comunque un'accusa specifica verso delle persone, perché so che ci sono stati dei comuni che per solidarietà nazionale hanno scelto la strada di dir a sen perder. Non la ritengo una roba giusta, però non sto accusando nessuno. Quello che dispiace è che se noi abbiamo la possibilità di avere soldi dallo Stato nazionale, indipendentemente da chi sia il governo, che ci sia Letta, ci sia Salvini o chi ci sia, noi abbiamo il diritto e il dovere di chiedergli i soldi se ci spettano. Grazie, signor Sindaco. Grazie, consigliere Parrella. Vedo Denardi, però penso che sia... non sarebbe da... sentiamo... Per fatto personale. Fatto personale, prego. Sì, perché nella mozione, perché l'articolo 22 in realtà sarebbe una mozione, poi ho capito che era una interrogazione, il consigliere parla di tutti gli errori che hanno riempito le delibere consigliari della precedente amministrazione. Siccome non ne elenca neanche uno, io chiedo al collega di elencarli tutti quelli che trova, perché lanciare accuse senza manco provarne una non mi pare francamente molto corretto. E visto il suo intervento, sentito l'intervento, è stata sollecitato anche a me una domanda, la faccio anch'io al sindaco. Riusciremo mai a recuperare gli oltre 4 milioni di interessi che la città sta pagando sui derivati, visto che abbiamo incassato 6.274.000 e ne paghiamo 10.508.000, quindi 4.234.000 euro di interessi, punti di domanda. Ecco, grazie. Allora, io la ringrazio, ho dato la parola, effettivamente è un fatto personale perché è stata citata la precedente amministrazione, ma direi di fermarci qua perché altrimenti andiamo avanti ultima risposta e dopo basta, ci fermiamo su questo argomento, se no tu hai fatto questo, io ho fatto quest'altro. Mi risulta che i 4 milioni a cui lei si riferisce siano inferiori agli interessi presenti nei mutui che sono stati sostituiti dall'operazione sui derivati. Bene, basta, chiudiamo perché altrimenti l'interrogazione bisogna fare un punto all'ordine del giorno. Passiamo alla interrogazione numero 2 del collega Alessandro De Bastiani. Prego, consigliere. Scusi. Allora, la mia interrogazione riguarda i parcheggi di Piazza Meschio. Premesso che al primo piano interrato del parcheggio di Piazza Meschio ci sono 40 stalli per parcheggi ad uso pubblico, che il 23 novembre 2021 il parcheggio è stato chiuso al pubblico utilizzo, che all'ingresso del parcheggio è stato affisso un cartello con la scritta sbarra abbassata e continua ad essere esposto il cartello con la scritta parcheggio privato. Ai proprietari dei box sappiamo che è stato consegnato un telecomando per l'apertura e la chiusura della sbarra. Chiedo pertanto perché è stato interdetto al pubblico l'utilizzo dei parcheggi pubblici, quale ufficio sta conducendo la trattativa con la ditta Edilvi e quali problemi sono emersi, sono sorti, e quali provvedimenti ha assunto o intende assumere l'amministrazione per rendere il parcheggio utilizzabile ai cittadini. Grazie. Grazie consigliere. Risponde il sindaco, prego.
Allora, questione di Piazza Meschio. Intanto leggo un po' il costrutto. Con deliberazione della Giunta Comunale 155 del 28 luglio scorso è stata approvata la proposta di transazione presentata dall'avvocato Massimiliano Bonacina per conto di Zurich Insurance, che aveva attivato il contenzioso davanti al Tribunale di Treviso per scongiurare l'escussione della polizza fiduciaria a garanzia degli obblighi derivati dalla Convenzione attuativa del PIRUEA di Piazza Meschio. A tale proposta erano allegati tra gli altri la planimetria catastale dell'area di metri quadrati 1084 da destinare a parcheggio di uso pubblico. Il sistema di chiusura a barriera con impianto meccanizzato e il regolamento di gestione del parcheggio a uso pubblico che sarà a carico di Edilvi, che lo gestirà, alla stregua degli altri parcheggi pubblici della città in termini di costo. Il notaio Maurizio Bianconi dello studio Baravelli Bianconi Talice è stato incaricato della predisposizione dell'atto di costituzione della servitù di uso pubblico da sottoscrivere tra il Comune di Vittorio Veneto e i condomini del condominio parcheggio di Piazza Meschio. La sottoscrizione di tale convenzione è prevista verosimilmente nel giro di un paio di settimane. Venuto a conoscenza della presenza del cartello, il Comune si è attivato immediatamente venerdì 19 novembre inviando una PEC a Edilvi, essendo in corso con la stessa gli accordi relativi alla costituzione della servitù di uso pubblico. Nella nota di riscontro arrivata lunedì 23 novembre, Edilvi, che si dichiara dispiaciuta dell'incomodo arrecato dalla chiusura delle sbarre, rappresenta quella che è la realtà, cioè che la costituzione della servitù di uso pubblico e la gestione degli stalli pubblici, quella quarantina di cui diceva lei, all'interno del parcheggio Piazza Meschio sono ancora in corso di attuazione e gli strumenti tariffari concordati non sono ancora attivi fino alla sottoscrizione di questa convenzione. Continua anche precisando che il perfezionamento a breve dell'accordo notarile di cui si diceva seguirà anche l'applicazione del resto delle attrezzature, ovvero sia dei parcometri con la cassa continua, diciamo così, per l'utilizzo di questi parcheggi. La via per aprire il parcheggio è dunque tracciata, si tratta solo di attendere la formalizzazione di atti necessari. Nel frattempo, essendo i posti auto da destinare a uso pubblico all'interno delle aree in proprietà superficiaria dei singoli condomini, non è possibile senza un accordo con gli stessi riaprire l'accesso pubblico. A margine comunque di tutti questi riscontri, vorrei dire, da quanto mi è dato sapere, che il parcheggio non è stato fino ad oggi utilizzato in maniera educata e i condomini in passato mi avevano reso noto il fatto che erano continuamente soggetti a imbrattamenti, a scariche degli estintori presenti per dispetto. Alcuni nottetempo li hanno utilizzati per consumare cibi o presumibilmente anche droghe o altro, per cui ancora quest'estate i condomini avevano deliberato in assemblea di condominio la chiusura del parcheggio, che era rimasto accessibile comunque ai cittadini, proprio per quel senso anche paura che alcuni di essi avevano nell'accedere a questo parcheggio. Comunque, con la prossima apertura definitiva di questo parcheggio, che comporterà naturalmente anche la sua messa in sicurezza, si confida di ridare ai condomini quella tranquillità che ad oggi è certamente mancata e in qualche modo li giustifica per l'attuale abbassamento delle sbarre d'ingresso. Quindi alle sue domande io rispondo sinteticamente così: ad apporre il cartello sono stati i condomini. L'ufficio che segue queste pratiche nostre è il nostro ufficio legale e si riaprirà con la firma di questa sottoscrizione della sottoscrizione di questa convenzione che sta per arrivare. Mi permetta anche di leggere due righe che vengono dalla
amministratrice di questo condominio, che rispondendo al nostro ufficio legale che pregava appunto di toglierlo per i pochi giorni che dovrebbero mancare all'apertura definitiva, dice: gentile avvocato, in allegato le invio le foto di alcune parti del garage condominio denominato parcheggio Meschio da me amministrato. Mancano ovviamente le foto dei danni subiti alle vetture dei condomini nei vari anni. Premetto che io amministro l'immobile da meno di 2 anni e proprio a causa di questo degrado e dei continui atti vandalici perpetrati nel tempo da sconosciuti e segnalati anche alle autorità, i condomini non accettavano di accollarsi il pagamento pure degli oneri tipo luci, manutenzione delle porte tagliafuoco, estintori che si svuotavano, pulizie, eccetera. A tale riguardo specifica che Edilvi SPA finora, pur di garantire l'accesso al piano -2 dedicato ai garage privati, ha provveduto ad anticipare quasi il totale delle spese. Solo da qualche mese, in vista della chiusura del parcheggio agli estranei non autorizzati, nell'attesa che venga perfezionato l'accordo tra il Comune e Edilvi, proprietario dei 40 stalli al -1, i condomini hanno provveduto a pagare quanto dovuto, riservandosi però di quantificare i danni finora subiti. Tengo a precisare che in qualità di amministratore ho il dovere anche di provvedere a mettere in sicurezza il condominio. In difetto incorrerei in grave mancanze perseguibili anche penalmente, pertanto ritengo necessario, al fine della tutela dell'incolumità dei condomini, mantenere la chiusura dei garage con la sbarra sollecitata più volte. Praticamente il tutto nasce da questo senso di sicurezza che si è ingenerato nel tempo. Ripeto, entro un paio di settimane, in base al nostro ufficio legale, si dovrebbe completare il percorso legale per potervi accedere con sbarre funzionanti e messe in sicurezza magari con telecamere o attrezzature del genere. Questa è la situazione. Bene. Grazie, signor Sindaco. Bene, abbiamo chiuso con le interrogazioni. Sì, Prego, allora, consigliere. Ringrazio per l'esoriente risposta, ma non mi convince il fatto che il parcheggio, che è rimasto aperto fino a una settimana fa per 1 anno, 2 anni, venga chiuso a fronte di 10 giorni che mancano per l'apertura. Quindi non mi convince che i motivi siano tutti quelli che sono stati esposti. E magari si potrebbe anche ricordare che sì, a fronte di disagi che stanno subendo i condomini, ammesso che siano disagi, perché fin dall'inizio lì sotto era previsto un parcheggio pubblico, non è una novità dell'anno scorso. Cioè chi ha acquisito gli immobili là sapeva che lì sotto c'era un parcheggio pubblico. C'è da tenere presente anche che per una serie di vicende l'amministrazione, il comune, si è accollato per sempre i costi di manutenzione della piazza, che invece dovevano essere a carico di condominio. No, è per illustrare tutti i pro e i contro della situazione. Staremo a vedere se auspichiamo che questa vicenda si risolva presto, e comunque per quanto presto si risolva assisteremo al fatto che chi andrà ai funerali o alle messe a Meschio dovrà pagare il ticket del parcheggio in futuro, che non è proprio il massimo. Grazie. Grazie consigliere. Bene, abbiamo chiuso con le interrogazioni a risposta orale. Prima però di procedere con l'ordine del giorno, mi permetto di ricordare all'amministrazione comunale che a tutt'oggi, 30 di novembre, non è stata ancora data risposta a un'interrogazione scritta del 15 ottobre scorso della collega Baliana, ad oggetto blocco dell'orologio del Museo del Cenedese di Serravalle.
Ricordo che l'articolo 43, comma 3 del testo unico degli enti locali stabilisce che alle interrogazioni a risposta scritta deve essere data risposta entro 30 giorni e poiché per questa interrogazione ne sono passati ormai 45, invito il signor Sindaco e l'amministrazione comunale a fornire con estrema sollecitudine la risposta scritta dovuta al consigliere Belliana. Passiamo all'apertura. Sì. Mi scuso di questo ritardo e inviterei il Presidente del Consiglio a ricordarmelo anche perché anch'io sono soggetto a dimenticare le cose. Passiamo alla interrogazione all'ordine del giorno punto numero 4. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale numero 219 del 4 dell'11 avente ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2021-2023, sesta variazione con applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione 2020. Prego. Buonasera Presidente, buonasera a tutti voi consiglieri. Questa sera la proposta è di ratificare la delibera della Giunta Comunale numero 219 del 4 novembre 2021. Vado un attimo ad elencare i punti salienti di questa variazione di bilancio. Come entrate correnti abbiamo una maggiore entrata da trasferimento statale IMU anni diversi di 121.000 euro. Ai componenti della terza commissione è stato inviato la specifica di questi 121.000 euro come ci sono stati dati. Abbiamo un altro fondo di 137.000 euro, sempre causa Covid, per l'esercizio delle funzioni fondamentali. Abbiamo un contributo statale per il 5 per 1000 di 18.000 euro. Abbiamo dei contributi regionali in ambito sociale e culturale per 85.000 euro. Abbiamo maggiori proventi per concessioni e convenzioni su aree pubbliche di 31.000 euro riferiti a concessioni telefoniche. Una minore entrata di 80.000 euro da concessioni cimiteriali e maggiori canoni di locazione immobili per euro 8.100. Come spesa corrente abbiamo una minor spesa di personale di 98.230 euro, anche su questo abbiamo dato ai membri della terza commissione la specifica richiesta dai consiglieri in commissione. Abbiamo delle maggiori spese in ambito culturale per 12.000 euro e anche per contributi in ambito culturale 17.000 euro. Abbiamo 76.000 euro come maggior contributi Covid in ambito sportivo, una maggiore spesa per danneggiamenti beni pubblici per euro 50.000, minori spese poi per energia elettrica di 30.000 e la maggiore spesa per il reimpiego, quindi un giro di entrata di contributi regionali e statali e poi la maggiore spesa poi reimpiegati questi trasferimenti per euro 159.517. Interventi vari in campo economico e turistico per 39.280 euro. Le entrate in parte capitale spiccano i maggiori proventi per oneri di urbanizzazione per 64.500 euro e in uscita in spesa in parte capitale abbiamo la realizzazione della tendostruttura per 100.650, incarichi tecnici per la microzonazione per 30.000, interventi vari alla viabilità per 60.000 euro, acquisto attrezzature e macchinari per servizi di viabilità 32.000 euro, spese di investimento in ambito sportivo per 52.150 euro. A disposizione per rispondere alle vostre domande. Grazie. Grazie Vice Sindaco. Apriamo la discussione.
Consigliere De Antoni, prego. Sì, io più che esaminare le singole poste di questa variazione mi volevo soffermare su alcuni punti che, diciamo, fare una sintesi insomma, della portata sia di questa delibera che di quella successiva, che fa vedere come in effetti risorse a disposizione ce ne siano ancora tante o sufficienti, perché da quello che ho potuto verificare io, salvo che ci siano altre variazioni che siano intervenute dopo la delibera, dopo la convocazione del Consiglio, mi risulta che siano ancora disponibili dal risultato di amministrazione 2020, cioè dall'avanzo di amministrazione 2020, circa 870.000 euro, 248.000 la parte destinata a investimenti e 623.000 rotti per la parte disponibile. Certo non li perderemo questi soldi perché poi verranno riportati il prossimo anno, però quando sento dire o leggo che non ci sono risorse per fare alcune iniziative, mi viene da dire che i soldi, perlomeno per fare interventi nel settore in conto capitale, almeno ad oggi ci sono almeno 870.000 euro. Poi ci sono anche tante risorse che sono pervenute dallo Stato per quanto riguarda il Covid, perché ci sono, se non ho capito male, ci sono 137.000 euro per l'esercizio di funzioni fondamentali per il Covid, più 226.000 euro rotti per contributi vari Covid, 76.000 in ambito sportivo, 100.000 per interventi economici ad enti e associazioni, 50.000 per interventi in campo economico. E siamo arrivati alla fine di novembre. Questa è una considerazione che ho fatto all'assessore anche in commissione, quando parlavamo insomma di cercare di spendere queste risorse che ci arrivavano dallo Stato, alcuni amministratori e anche consiglieri di maggioranza dicevano non stiamo proprio a spenderli tutti perché qui le cose peggioreranno, ma siamo arrivati, speravamo di essere arrivati al fine di questo tunnel e ci sono ancora tante risorse che da quanto ho capito se non verranno impegnate formalmente entro il 31/12 potrebbero anche andare in economia, potrebbero dover essere restituite allo Stato. Allora dico, perché proprio arrivare all'ultimo? Siamo al 30 novembre che approviamo 226.000 di contributi vari Covid, abbiamo un mese per fare bandi eccetera, siamo proprio un po' tirati, un po' troppo, insomma, ecco, forse si poteva anche con un attimo di calma ragionare meglio anche sui tipi di interventi che vengono fatti. Certo che con i soldi che ci sono, che derivano da queste variazioni, con questi soldi vengono fatti alcuni interventi in conto capitale su cui posso anche essere d'accordo, ad esempio per la tensostruttura, che può essere una importante opera per dare spazio a nuove attività sportive, oppure i soliti 60.000, non ci siamo mai dimenticati, non ci dimentichiamo mai dell'assessore agli lavori pubblici, sono 60.000 euro per la viabilità, oppure anche per immobili comunali, eccetera. Ma io mi domando, questi interventi, quindi per 200.000 euro, sono davvero così urgenti? Non si poteva forse soprassedere a questi interventi e utilizzare i soldi che sono emersi da questa variazione, più quelli ancora disponibili per altri interventi più importanti? Mi riferisco anche agli articoli che sono apparsi sul giornale, per esempio per il palazzetto dello sport o ancora più urgenti per la piscina. Quando qualche amministratore risponde sul giornale dice non ci sono risorse. Io dico che risorse, ad esempio, per sistemare la piscina o per fare un intervento importante al palazzetto dello sport, forse ci sarebbero, perché se sommiamo gli 870.000 che ci sono, più i 250.000 con cui interveniamo con questa variazione di bilancio, insomma 1 milione di euro ci sarebbe stato anche a disposizione. Quindi osservo che anche nella programmazione degli interventi e nello stabilire come investire i soldi che abbiamo a disposizione, forse una maggiore programmazione o un approfondimento maggiore sarebbe importante. Un'altra cosa volevo osservare che mi ha colpito, ci sono circa 100.000 euro di minori spese per il personale. Gli uffici ci hanno dettagliatamente illustrato, assessore
le motivazioni per cui ci sono stati questi risparmi. Allora, vabbè, c'è scritto, no, che questi risparmi non vogliono dire che il programma di assunzioni non sia stato adempiuto, ma significa che la data di inizio di alcuni nuovi rapporti di lavoro è stata protratta rispetto a quella prevista e che alcune procedure di assunzione sono ancora in corso e verranno perfezionate nei primi mesi del 2022. Ci sono quei tempi per ottenere l'autorizzazione da parte della funzione pubblica, ci sono rallentamenti, uno che ha vinto il concorso poi si ritira, ecco, sono delle cose normali, diciamo, abbastanza normali, però questa situazione di carenza di personale è evidente, insomma, penso che tutti l'abbiano presente, gli amministratori che sono ogni giorno lì, ma basta passare anche per gli uffici tecnici, cioè ci sono 2 o 3 stanze aperte, le altre sono tutte chiuse, forse dipenderà anche perché alcune persone sono in smart working, però cioè, si vede, si sente questa carenza. E un altro punto che mi domandavo, è riportato nelle osservazioni fatte, nelle motivazioni presentate dall'ufficio, un altro punto in cui si dice che c'è stato un comando di un nostro tecnico presso un altro ente e siccome questa era una posizione organizzativa c'è stato un grosso risparmio anche da qui e quindi questi 100.000 euro sono alimentati anche da questo risparmio. Ma mi domando perché non è stato sostituito questa persona? È vero che è via per un anno, però si poteva anche sostituire. Certo non troviamo sulla strada una persona in grado di affrontare subito le problematiche complesse di un ufficio come quello, però intanto una persona ci poteva essere. Ma queste considerazioni che volevo fare, Assessore Caldarte, erano anche legate forse alla necessità di rivedere quello che è o che può essere il fabbisogno effettivo di personale. In tutti gli enti, diciamo, negli anni si è passati da una serie di attività che venivano fatte in casa, quindi con personale dipendente. Cito per il comune, l'ultima cosa che ricordo, è la spazzatura delle strade che era eseguita direttamente dal personale del comune, è stata data alla Savno con buoni risultati da quello che vedo io, insomma, anche se le foglie per terra ce ne sono tante, ma insomma, ecco, c'è la possibilità di fare queste cose, molti enti lo hanno fatto. In certi enti, oltre ad appaltare il servizio di manutenzione di fabbricati o di infrastrutture viarie, eccetera, addirittura in certi enti hanno anche appaltato il servizio di gestione degli archivi, per fare un esempio. Viene automatizzato e sappiamo quanto è difficile, l'ho letto anche recentemente sul giornale, come è difficile accedere a quegli uffici per avere la documentazione relativa alle opere pubbliche, agli edifici privati e alle autorizzazioni che sono state date nel tempo. Quindi capisco che gli uffici e l'assessore cercano di fare il possibile per sostituire immediatamente il personale che non c'è più, però probabilmente un esame più approfondito di come svolgere certe attività potrebbe essere, perché l'obiettivo, la speranza dell'assessore Fasan, per non sempre citare lui ma mi è davanti, di avere falegnami, idraulici, elettricisti, addetti all'asfaltatura, addetti all'escavatore, eccetera, eccetera. Cioè in una pianta organica che non riesce ad avere uno sviluppo perché siamo vincolati da una serie di normative, penso, perché i soldi ci sono, invece le normative che ci impediscono di fare questo, forse affrontare in modo diverso queste problematiche forse ci consentirebbe di impegnare il personale nelle attività che sono essenziali e quindi potrebbe lasciare più spazio ad assumere questo personale e sfruttare gli appalti di servizio per fare queste attività che forse potrebbero essere gestite più facilmente anche con appalti a imprese, in sostanza. Era questa, insomma, una considerazione di tipo generale che volevo fare. Grazie, consigliere. Altre prenotazioni? Consigliere Balliana, prego. Sì, grazie. Vabbè, un po' mi associo a quanto detto dal consigliere De Antoni, però nello specifico anch'io volevo evidenziare alcune cose, principalmente la questione relativa ai contributi, Assessore, per quanto riguarda le associazioni sportive e tutto quello che riguarda l'ambito sportivo, perché da come sono scritti qua non sono ben chiari a cosa io purtroppo non ho partecipato alla terza commissione, ero in prima, quindi non sono riuscita a venire in terza,
e quindi chiederei anche un attimo di approfondire. Comunque ho chiesto al consigliere De Antoni, un po' mi ha specificato i vari interventi di spesa. E per quanto riguarda, andando nel merito sul discorso dei contributi relativi, mi sembra, alla gestione poi degli impianti sportivi, vero? Ecco, su questo vorrei un attimo fare una riflessione, anche se magari non ho ben presente tutta la situazione specifica, però mi viene da riflettere che non so se farete un bando rispetto a questi contributi che andranno a integrare quello che è stato poi la chiusura di questi impianti. E mi viene così da sollevare la questione che il maggiore impianto che ha subito danni, cioè che non ha potuto poi effettivamente essere aperto, è quello delle piscine, no? Delle piscine comunali, mentre per quanto riguarda gli altri impianti sportivi, sia la pista di atletica e non so il campo di calcio, sono attività che hanno potuto continuare anche durante la pandemia Covid. Beh, sì, più di una volta il dirigente dell'atletica leggera ha detto insomma che gran parte dei ragazzini che purtroppo non potevano praticare lo sport all'interno delle palestre naturalmente andavano a praticare atletica leggera, e questo è un bene che abbia continuato, cioè ci mancherebbe. Quello che sto evidenziando è che cioè la principale insomma danno subito tra virgolette di gestione è quello relativo alla piscina, mentre gli altri impianti sportivi, da un mio punto di vista, magari ripeto non ho tutto il quadro completo, però quindi magari sarà poi il bando a avere dei criteri tali per cui chi ha diritto poi accederà a questi finanziamenti. Detto questo, ricollegandomi un po' al discorso dell'ambito sportivo, cioè sul discorso della tendostruttura mi trovate d'accordo, non ho ben capito sui giornali questa questione di mettere e togliere la tendostruttura ogni 6 mesi, mi sembra veramente una cosa da, lo so, sì, purtroppo, ma in qualche maniera da provare a superare. E in questo caso naturalmente, vabbè, questo non entro poi nel merito di questa questione che mi sembra abbastanza strana, perché voglio dire in quella zona era prevista addirittura la realizzazione del campo di rugby, voglio dire no, vabbè che è un campo da rugby, però ecco sì, ho capito che questa dovrebbe essere una struttura fissa e quindi c'è questo problema della zona a rischio idrogeologico, esondazione dal Meschio. Per quanto riguarda sempre la questione dell'altro finanziamento, quello dei 52 milioni, sempre legato all'ambito sportivo, anche qui sono relativi, scusa, 52.000 euro, magari fossero 52 milioni, sì, 52.000 euro sono sempre in ambito di attrezzatura sportiva, chiedo, e su questo, Assessore, vorrei con lei condividere l'idea che sarebbe necessario rimodulare o quantomeno organizzare quello che sono tutte la ristrutturazione degli impianti già esistenti, perché sappiamo benissimo che le palestre, prima il consigliere citava il palazzetto, ma anche la palestra di Pontavai è messa veramente male per quanto riguarda soprattutto il terreno, il campo da gioco, cioè è anche addirittura a volte pericolosa, nel senso che si scivola parecchio e c'è l'attività anche scolastica all'interno, quindi secondo me bisognerebbe un po' prendere visione di quelli che sono tutti gli interventi necessari per restaurare, per risistemare quello che abbiamo già, per poi fare anche qualcosa di nuovo. Io non sono contraria a realizzazione di nuovi impianti o piccoli impianti, purché quello che abbiamo di esistente sia messo a norma e sia mantenuto in uno stato, in un buon stato, ecco. Poi per quanto riguarda ultimo passaggio che faccio è relativo anch'io al discorso del personale. Abbiamo capito insomma che questi 90.000 euro sono dovuti, questo minore spesa per 92.000 euro sono una questione quasi di partita di giro, ma comunque insomma di stand by rispetto alle assunzioni che dovrebbero essere messe in atto. Mi chiedo se tra le assunzioni c'è qualche figura deputata all'ufficio tecnico, perché più volte anche il consigliere Dus, mi ricordo in precedenza, aveva sollevato la questione della
soprattutto dell'accesso dei cittadini all'ufficio tecnico relativamente alla richiesta della documentazione necessaria per le pratiche edilizie, che sappiamo che oggigiorno fortunatamente c'è uno slancio rispetto a questo settore. Quindi mi chiedevo se l'amministrazione intravedesse o avesse preso in considerazione, ormai siamo già in ritardo perché sembra che il Comune di Vittorio Veneto sia quello più lento a rilasciare le pratiche che arrivano a 6 o 8 mesi di attesa. Quindi questa cosa era stata già denunciata in precedenza dal consigliere Dus, mi ricordo benissimo. Mi sembra fossero state anche, c'era un finanziamento nazionale a cui si poteva accedere per prevedere una figura a tempo determinato, cosa che l'amministrazione penso non abbia ritenuto di perseguire, e quindi chiedo se su questo specifico ambito riusciamo a sistemarci. Grazie. Grazie consigliere. Altre prenotazioni? Consigliere Tonon. Grazie. Un approfondimento relativamente ai contributi in ambito sportivo. È una domanda perché non mi era venuta in mente quando abbiamo fatto commissione. Quando si parla di rendicontazione, perché se non ricordo male, i fondi pervenuti dallo Stato devono essere rendicontati entro la fine anno in maniera, mi pare di aver capito, anche abbastanza complessa, per non dire complicata, perché se non fossero riconosciuti adeguati rispetto a quella che è l'indicazione, non potrebbero essere considerati fondi Covid e quindi dovrebbero essere restituiti. Per quanto riguarda questi contributi di 76.000 erotti, contributi in ambito sportivo, è sufficiente, è una domanda quella che faccio, è sufficiente che i criteri del bando rispondano a quelli che sono i requisiti di legge e poi i soldi vengono assegnati, o deve essere anche rendicontato da parte della società l'utilizzo di quei fondi? Mi spiego, perché se si tratta solo di far fronte a mancate entrate, insomma, penso sia abbastanza facile, diciamo così, far quadrare i conti. Se invece riguarda altri ambiti, mi chiedo se è possibile fra lo stanziamento, forse il bando è già pronto, potrebbe uscire domani, dopodomani, non so quando, la ricezione delle domande, la valutazione, eccetera, se c'è il tempo per farlo, perché se no diventa, come dire, improbo, credo, per le società che già vivono difficoltà gestionali rispondere anche a questa sollecitazione. Peraltro credo assolutamente benvenuta da parte per le società beneficiarie. E per quanto riguarda, mi lego anche a quanto ha detto la consigliere che mi ha appena preceduto, per quanto riguarda poi la piscina, sottolineando quello che ha detto il collega De Antoni, credo che le minori e mancate entrate siano dovute per la maggior parte ovviamente alla questione pandemica che ha comportato la chiusura di molte strutture sportive, per cui appunto anche le piscine. Invito la Giunta a valutare ulteriormente se, vista la situazione che i numeri che ci ha dato il Sindaco, ahimè, confermano che non siamo in un bellissimo periodo, se sia il caso di accelerare per quanto riguarda la piscina, perché potrebbe essere anche il periodo di minor uso quello più adatto per poter lavorare. Mi spiego, se andiamo al 2022-2023, quando ci auguriamo tutti che la situazione della salute pubblica sia migliore, magari poi blocchiamo di nuovo la piscina per fare i lavori quando forse potrebbero avere accessi sicuramente più numerosi rispetto a quelli odierni. È una riflessione, questa ovviamente è una sollecitazione. Grazie. Consigliere Dus. Sì. Assessore Posocco, lei farà un regalo alla città entro fine anno, vero? Noi entro fine anno dobbiamo ritrovarci qua e approvare un altro piano opere pubbliche. Ci sono dei soldi importanti, 870.000 euro,
e entro fine anno noi ci aspettiamo che non tutti, ma parte di questi soldi vengano messi sulle piscine. Cioè, può prendersi questo impegno? Oppure dobbiamo aspettarci sempre un faremo, vedremo, stiamo valutando? Perché l'appello che è stato lanciato anche sui giornali da parte della società mi sembra condivisibile da tutti. Quindi se ci sono già o se non vuole dircelo, aspettiamo qualche settimana e faremo il prossimo consiglio comunale e lo vedremo. Però, ripeto, è un appello che abbiamo fatto come minoranza, che ha fatto soprattutto una società che ha subito dei gravi danni e che offre un servizio non solo a Vittorio Veneto, ma anche ai comuni limitrofi, quindi ha un ruolo centrale e un ruolo aggregativo anche in una funzione di area vasta del nostro territorio. Per cui so che lei è sensibile su questi temi e quindi ha già messo in campo delle importanti operazioni in ambito sportivo per rispondere a delle esigenze legate ad altri tipi di sport. Spero che anche in questo caso qui intervenga celermente, perché è una struttura sulla quale noi avevamo lasciato un progetto che può essere condiviso oppure no, può essere rivisto naturalmente, che si trova all'interno degli uffici. Se si decide di farne uno di diverso, benissimo, però, ripeto, il nostro appello, ma credo sia l'appello di tutti della città, è che venga dato un sostegno reale, concreto, adesso, a questa società. Per quanto riguarda invece l'aspetto legato al personale, mi unisco anch'io al coro, mi spiace chiamarle delle lagnanze, però tutti noi le riceviamo, su le problematiche legate alla disponibilità del personale, non perché il personale non sia disponibile, ma perché fondamentalmente ce n'è poco. Questo ovviamente non vale solo per il Comune di Vittorio Veneto, vale per tutte le amministrazioni. Come dicevamo in tempi forse non sospetti, questi famosi bonus hanno creato probabilmente molti problemi all'interno delle amministrazioni e immagino che si faccia molta fatica a rispondere con l'assunzione di 1, 2, 3 persone. Quello che si dovrebbe fare è molto di più, anche perché le persone arrivano, devono essere formate e il processo non è risolvibile sicuramente in pochi mesi. Purtroppo registriamo, probabilmente anche per una struttura datata proprio in termini anche fisici del nostro comune, a ritardi di molti mesi, anche per quello che potrei definire un banale accesso atti. Che poi banale non si rivela, perché andare a recuperare in archivio documenti richiede tempo, occupa il personale e quel personale, se prende gli atti, non riesce a dare le risposte, perché una roba fa. Quindi sappiamo benissimo che è un problema che è sotto gli occhi di tutti e purtroppo poi le scadenze dei bonus continuano a creare pressione nei cittadini verso le amministrazioni e quindi fondamentalmente è un cane che si morde la coda. Però dobbiamo uscire in qualche modo da questo loop, perché altrimenti non riusciamo a dare risposte. Chi le risposte ha tutto il diritto di averle. Allora, l'osservazione che faceva il consigliere D'Antoni, per poi venire nel caso pratico, cioè quella della sostituzione di una PO, credo che fosse, magari poteva essere un'operazione che nel giro di poco, anche non so se internamente o con l'assunzione di personale esterno, possa essere fatta, almeno per dare un segnale che le cose si stanno facendo. Questo è quanto. Grazie, consigliere Dus. Altri interventi? Prego, vice sindaco. Allora, cerco di dare delle risposte per quel che riguarda i contributi, specialmente quelli in ambito sportivo. Allora, tengo a fare una precisazione. Abbiamo visto in questi mesi, allora, dallo Stato sono arrivati
i fondi diciamo Covid per coprire le minori entrate o per coprire le maggiori spese legate alla pandemia. In giro vediamo che un po' ogni amministrazione si ingegna per mettere dentro questi fondi Covid per fare delle spese. Okay? Il problema è che poi bisogna passare dalla Ragioneria dello Stato e giustificare queste spese. Il nostro approccio dall'inizio, per non trovare sorprese poi l'anno successivo e coprire quindi con fondi propri spese che magari non si possono giustificare con fondi Covid, il nostro approccio è, e qua ringrazio l'ufficio veramente Ragioneria, è che prima di prendere qualsiasi decisione si fa una mail alla Ragioneria dello Stato e si chiede il permesso per fare una determinata spesa. Abbiamo fatto diverse comunicazioni, abbiamo avuto delle risposte affermative e abbiamo avuto delle risposte negative su idee che avevamo dell'utilizzo di questi fondi. Premesso questo, abbiamo deciso, sappiamo benissimo i problemi che ci sono stati causa Covid nella gestione degli impianti sportivi comunali, specialmente di alcuni impianti sportivi. Questo ci ha permesso di andare a formulare un bando che uscirà tempestivamente nei prossimi giorni per cercare di dare un aiuto a chi ha subito veramente dei danni dalla pandemia. In questo caso, senz'altro, consigliere Bagliana, le piscine sono quelle che di più hanno sofferto e che sanno rendicontare benissimo la minore entrata. Quindi, consigliere Tonò, riguardo la sua osservazione corretta, qui ci hanno detto questa si tratta proprio di una minore entrata, è facile da rendicontare, basta la rendicontazione di minore entrata per accedere a questo bando, quindi siamo tranquilli. In base ai criteri che daremo, questi contributi verranno distribuiti, verranno dati ai gestori degli impianti sportivi del comune. Riguardo la tensostruttura, come la vogliamo chiamare, sì, in quell'area il discorso del togliere dopo 6 mesi è perché è area a vincolo idrogeologico e non è possibile fare cubatura in quell'area, quindi la tensostruttura costituisce una cubatura. La legge impone che possiamo fare qualcosa per 6 mesi e poi dobbiamo toglierla per poi riproporla. In questo il sindaco si è già mosso in regione perché questo è un vincolo che deriva probabilmente dal vecchio piano regolatore e assieme a dei contatti così vediamo se nel prossimo PAT riusciamo un attimo a vedere se questo vincolo in quell'area là è così proprio oppure si può spostare. Comunque lo vedremo, stiamo lavorando per cercare di ovviare a questo problema. Le spese di investimento in ambito sportivo, lei mi parla di tanti impianti, è vero. Mi ha parlato della palestra Ponta Vai, della pavimentazione della Ponta Vai. Mi sono permesso di fare un preventivo in questo, perché c'è il problema, effettivamente, e il preventivo è di 100.000 euro per sostituire tutta la pavimentazione della palestra Ponta Vai. C'è il palazzetto da prendere per mano, c'è la piscina, consigliere Dus, siamo d'accordo, sono tutte strutture che hanno 60 anni, di 70, non so, 50 anni, e che al momento in pochi hanno messo mano solo con delle ristrutturazioni temporanee. Quindi adesso ci troviamo come amministrazione che c'è veramente la necessità di intervenire. E per intervenire non bastano qui si parla di milioni di euro se dobbiamo considerare tutte le infrastrutture, tutti gli immobili a uso sportivo. La variazione in questo caso, noi andiamo a intervenire sull'illuminazione della pista di atletica perché abbiamo un grandissimo impianto a livello regionale, ma se mi permette all'illuminazione di un campetto da calcio di periferia, ok? Quindi andiamo a intervenire sull'illuminazione della pista atletica con una spesa mi sembra di 23-24 mila euro i vatti prevista. E poi andiamo a completare l'area con delle attrezzature da ginnastica esterna
che per adesso in epoca Covid la gente ha cominciato a fare più sport all'aperto e quindi andiamo a completare in questa così. Piscine, sindaco. Ok. Le piscine abbisognano non di 100-200 mila, ma presumibilmente la sommatoria degli interventi che sarebbero necessari ammontano circa al 1,5 milioni, perché si va dal rinnovo almeno di una delle grosse caldaie, si va dal rifacimento della piscina esterna, dall'adeguamento della interna per le persone disabili, il che non comporta soltanto montacarichi ma anche variazioni della temperatura dell'acqua, che non può essere quella normale ma deve essere diversa proprio per norma, per buona pratica. Ci sono tutti i vetri da sostituire, c'è la controventatura che va a incrementare la sicurezza sismica della struttura stessa, statica e sismica della struttura stessa, per cui la sommatoria degli interventi che sarebbero necessari per adeguarla supera di gran lunga il 1 milione. Non dimentichiamoci che da molti anni la Nottoli ci invita anche a pensare un'ulteriore vasca, perché sono tante le richieste che vengono dall'ospedale per tutta una serie di attività di recupero di molta gente che subisce interventi chirurgici che abbisognano di piscine per la rieducazione. Quindi l'insieme di questi capitoli è fatto da una sommatoria finale estremamente importante e ciascuno di questi è già impegnativo. Quindi si assomma tutto il resto di cui si sente un forte bisogno. Non sono i 100-200 mila, qua l'impegno è effettivamente enorme. Altre prenotazioni? Assessore Fasan, prego. Grazie Presidente. Allora, rispondo ad US per le piscine. Mi ha stupito che lui dice che c'era un progetto. Come? No, ma io volevo implementare il discorso del sindaco. Dice la sua parte per confermare quello che so io. Allora, Dus dice che c'era un progetto per le piscine. Ricordo che il progetto delle piscine e il campo di rugby era finanziato con i 500.000 euro che sono arrivati da poco da Roma, ma c'era la presunzione che arrivasse 250.000 euro per le piscine e 250.000 euro per rugby. Non correggetemi dopo. Lasciate che esprima la mia. Lasciate parlare. Allora, il sindaco parla di 1,5 milioni, voi al massimo potevate aver fatto un progetto a 250. Noi abbiamo fatto un progetto da 900.000, lo so che l'ex sindaco non è d'accordo, però avrà modo di esprimersi. Allora, avevamo fatto un progetto di 500.000 che è uscito un bando per finanziare le piscine. Avevamo chiesto un finanziamento di 970.000 euro. È saltato perché non siamo stati finanziati. Nel prossimo bilancio piano opere pubbliche saranno tutti finanziati da questa amministrazione. 500.000 più 200.000 che erano più 270. Pertanto a 9,70 nel piano triennale che è pubblicato, che potete vedere, ci sono. Ecco. Poi rispondo anche velocissimamente perché a De Antoni posso dire che sono ben felice sono d'accordo su quello che dice lei, che bisogna assumere gente specialmente nell'ufficio tecnico, però non più tardi di un anno fa diceva, quando mi lamentavo che avevamo poco personale, diceva così abbiamo battuto i tempi morti. Non ci sono tempi morti, sì mi ricordo, vada a vedersi. Vabbè. E ora sono felice di questa conversione EU
delle sinistre, anche perché ricordo che nel DUP 2016 o 2017, non mi ricordo più bene, ma insomma basta andare a verificare, c'era la presunzione di un abbattimento del costo del personale di 1.200.000. Io avevo pensato, ma come faranno ad abbattere 1.200.000 di spese di personale quando si sa che aumenta ogni anno del 3%? Molto semplice, avevano controllato chi che andava in pensione, sono andati in pensione una quarantina di dipendenti e non sono stati istituiti parzialmente. Ecco, noi sì, abbiamo fatto ultimamente delle assunzioni e cerchiamo di sistemare anche questa cosa. Poi sempre Giulio De Antoni dice che con l'avanzo e in particolare i 70.000 euro di strade, i soldi che ci hanno dato questa sera, si poteva fare altre cose. Guardi, sopra la scrivania del mio ufficio ci saranno almeno 200 richieste di cittadini, tutti che hanno una priorità. Ecco, allora io direi, se lei ci dà una mano, se voi ci date una mano, tutti i consiglieri, ditemi voi quali che sono le priorità, perché i soldi non basteranno mai. Le priorità saranno sicuramente la sicurezza e l'uso che ne avranno magari le strade più malorate, così. Ecco, bisogna sicuramente entrare in quest'ottica, i soldi non basteranno mai e l'attuale amministrazione io credo che abbia anche il diritto di scegliere quali lavori sono prioritari. Grazie, Assessore. Altre prenotazioni? Prego, Assessore Caldart. Dunque, per quanto riguarda il personale, io vorrei innanzitutto ribadire quanto è stato fatto in questi 2 anni dall'ufficio personale, perché credo che vada reso davvero atto dello sforzo enorme che l'ufficio personale, dando davvero un ottimo esempio di come si organizza il lavoro e si lavora, ha fatto. Giusto perché tutti possiamo avere dei numeri. E noi dal 2019 ad oggi l'ufficio personale ha provveduto a 43 nuove assunzioni. Chiaro che molte di queste andavano a sostituire persone che si sono dimesse o che sono andate in pensione, però abbiamo comunque un delta positivo di 5 dipendenti in più. Tra l'altro bisogna anche capire in quali ruoli, perché il dato numerico è senza dubbio importante, però bisogna anche considerare poi la tipologia di organizzazione. Noi all'inizio abbiamo previsto un'organizzazione con 2 dirigenze molto importanti e poi una serie di PO diverse da quelle che c'erano anche precedentemente. Quindi è stata una scelta che in certi settori sta dando dei risultati positivi, in altri effettivamente si sono rivelate alcune carenze legate, come ha detto, e condivido in pieno quanto ha detto il consigliere Dus, legate anche, o forse soprattutto mi verrebbe da dire, proprio dall'inondazione che abbiamo avuto con il 110 e tutti questi bonus che evidentemente hanno richiesto un impegno che non era previsto. Quindi da un lato per quanto riguarda le possibili assunzioni, noi oggi abbiamo raggiunto il massimo che la normativa ci permette di fare. Abbiamo anche aumentato il fondo di produttività, questo in seguito alla ricostruzione che è stata fatta dopo la segnalazione famosa della Ragioneria Generale dello Stato. È stato ricostruito il fondo, quindi è stato aumentato e anche questo può essere di ulteriore incentivo, giusto riconoscimento a chi lavora all'interno della nostra amministrazione. Per quanto riguarda il discorso invece, e poi sempre per quanto riguarda le assunzioni, perché c'era prima il tema, non mi ricordo chi l'ha citato, del fatto che non sia stato sostituito il dipendente in posizione organizzativa che ha chiesto
un comando. Allora, il comando tecnicamente può essere sostituito solo con un tempo determinato o con un comando, però è difficile trovare una persona che viene in comando in quella posizione per un periodo così breve. Quindi quel dipendente, quella posizione è stata sostituita con un dipendente interno che non è in posizione organizzativa, ma che ha la responsabilità comunque dell'ufficio. Chiaro che richieste di comandi ce ne sono molto spesso, noi credo che le abbiamo autorizzate praticamente tutte. È chiaro che nel momento in cui tu autorizzi un comando e quindi vieni incontro alle necessità delle persone, perché molto spesso sono legati all'avvicinamento o comunque a interessi anche legati alla vita personale delle persone, è chiaro che ti crei poi un problema perché devi trovare come sostituirli. Quindi molto spesso insomma c'è anche questo ulteriore problema. Poi giustamente il consigliere Dus dice veniamo da personale, lei mi pare abbia usato il termine vetusto, è vero, perché nell'anno appena che si sta concludendo noi abbiamo avuto un numero credo incredibile rispetto agli anni passati di pensionamenti. Quindi il grosso lavoro è stato anche proprio quello di prevedere la sostituzione di queste persone con quel dettaglio che vi è stato consegnato ma che forse non è chiaro a tutti, cioè tra la dimissione di una persona e la sua sostituzione ci sono dei tempi tecnici dovuti proprio alle procedure amministrative che fanno sì che per alcuni periodi alcune posizioni rimangano non coperte, con l'evidente poi ricaduta in termini di non soddisfazione anche o soddisfacimento dei cittadini in alcuni servizi. Però diciamo che ci pare di aver capito che l'anno prossimo pensionamenti ce ne saranno veramente pochissimi, forse non ce ne saranno nemmeno, e quindi questa fase così normale di vita è stata per fortuna superata. Per quanto riguarda le possibili, come posso dire, il ricorso a servizi esterni, è chiaro che in alcuni casi li stiamo valutando, no? Però non è così immediato, nel senso che il ricorso, abbiamo anche imparato a nostre spese che il ricorso a personale che appartiene a cooperative o comunque ad altri enti, come posso dire, dovrebbe essere fatto solo per servizi a professionalità facilmente sostituibili, perché laddove si richiede una professionalità anche operativa, quindi non solo intellettuale ma anche operativa, la conoscenza del luogo, del cimitero, della strada, del sottoservizio fa sì che si abbia un valore aggiunto rispetto a far arrivare una persona da fuori e chiedere di agire o di operare in servizi diversi, per cui la valutazione è in corso, però, ed è legata evidentemente anche a un problema poi di spesa. Su questo l'assessore Posocco poi vedrà fin dove si può arrivare. Pensate per esempio al nido, laddove abbiamo poi assunto le educatrici, la qualità del servizio è immediatamente migliorata. Perché? Perché abbiamo la possibilità di avere delle persone che siano sempre le stesse di riferimento, non che le altre non fossero brave, ma c'era una continua o spesso una sostituzione una con l'altra. Abbiamo comunque due novità importanti che senza dubbio apporteranno un valore aggiunto ai servizi che noi offriamo ai cittadini, e cioè con l'anno nuovo costituiamo un nuovo ufficio, l'ufficio contratti e appalti, che avrà una sua PO e che andrà quindi a cambiare il modo in cui si lavora oggi per quanto riguarda tutti i contratti e gli appalti, perché oggi praticamente ogni ufficio si occupa e deve avere professionalità che spesso non ha, perché poi la giurisprudenza, sapete, cambia velocemente, per cui avremo un nuovo ufficio contratti e appalti con PO e con personale specializzato che lavorerà poi trasversalmente per tutti gli altri servizi. E un'altra figura che verrà presto immessa come esterno,
a supporto dell'ufficio tecnico, sarà appunto un professionista che ha una lunga esperienza anche in enti pubblici, che speriamo davvero possa dare un supporto anche a tutto questo discorso dell'organizzazione del 110. Bene. Grazie Assessore. Consigliere Tonon. Grazie. Una precisazione, anche se ovviamente vado a memoria, trascorsi oltre 2 anni e mezzo. Non c'erano, Assessore Fasan, 250.000 euro per le piscine e 250.000 per il campo da rugby? No, c'erano 500.000 euro per le piscine, che erano quelli dirottati dal bando Sport e Periferie, che erano stati ottenuti per la pista di atletica. Avevamo già avuto la garanzia che, essendo un'altra struttura sportiva, potevano essere dirottati per la piscina, tant'è vero che lì erano stati allocati. E poi c'erano 500.000 euro, di cui 50.000 subito a disposizione e gli altri 450 rimandati all'annualità successiva per il campo da rugby, una volta ottenuta la proprietà degli oltre 8.000 metri in cui la precedente amministrazione pensava di collocare il campo da rugby, e cioè vicino al Victoria. Non erano 2,50 e 2,50 come ha detto lei. No, esattamente tutta un'altra roba. Altre prenotazioni? Consigliere Balliana. Velocemente per replicare un attimo all'assessore Posocco, e ho capito che per sistemare la palestra di Pontavai lei si è fatto fare un preventivo e risale, mi risulta 100.000 euro poi da verificare, però voglio dire ci sono delle scelte, no, da fare, quindi lei ha preferito attrezzare due strutture di attrezzatura sportiva per l'esterno nelle nostre zone, rispetto magari a sistemare la palestra di Pontavai. No, scusi? No, e questi 56.000 adesso, 52.000? 52 impianto elettrico. No, comunque voglio dire, sono delle scelte di priorità, no? Voglio dire, poi ha fatto anche i campi da beach volley, che niente da dire, però voglio dire, ha fatto prima queste scelte rispetto ad altre. Quindi qui, ecco, il mio appello era un attimo, lei dice appunto abbiamo tanti impianti vecchi da sistemare, ma se mai non iniziamo rimarranno ancora là, cioè questo è il problema. Do atto a lei che purtroppo sono rimasti là finora, però li troviamo ancora là. Quindi se invece di fare tanti piccoli interventi, magari riusciamo anche a sistemarne uno, tra virgolette, o parzialmente, mica tutto, perché è quasi impossibile, però almeno iniziare a tracciare la strada, cioè nel senso in una legislatura, in una consigliatura, almeno sistemare una struttura e poi chi verrà cercherà di mettere mano alle altre. Sul discorso delle piscine concordo che la cifra è altissima, come tutte le piscine che vengono ristrutturate in giro per la regione Veneto. Qui io l'ho detto più volte, sarà da fare uno sforzo anche di tipo politico e andare in cerca di qualche contributo anche a livello regionale, tra virgolette, perché alle volte ci sono appunto dei contributi finalizzati, anche qui pesa, vediamo quanto pesiamo anche politicamente rispetto a questo, ecco, mi fermo. Grazie, consigliere Balliana. Consigliere De Antoni. Mi volevo solo soffermare sulla piscina e sulle affermazioni fatte dal sindaco. Io capisco che man mano che le cose vanno avanti i problemi aumentano, però a me sembra di ricordare, ma lo ha confermato anche l'assessore Fasan, che circa un anno fa comunque l'attuale amministrazione ha approvato un progetto esecutivo per la sistemazione delle piscine di 920.000, secondo me, secondo l'assessore 970, però dovrebbe essere 920. Quindi voglio dire, ha ragione che se avessimo forse 2 milioni di euro potremmo fare anche la piscina olimpica esterna, no? Però adesso siamo arrivati a un punto, lo dice l'assessore che è stato a fare il sopralluogo, lo dicono i tecnici, a un punto in cui se lasciamo cadere la piscina così com'è, cioè davvero la dobbiamo chiudere. Allora
I 900.000 euro non sono una cifra impossibile, perché mi sembra di aver detto che ce ne sono 870.000, sarebbero disponibili. Ci saranno altre priorità nella vostra testa, io non posso sapere quello che voi avete programmato, però i soldi ci sarebbero. Partiamo con quell'intervento lì e poi gli interventi esterni li faremo successivamente, perché altrimenti davvero una struttura così bella, e che io porto i nipotini, è frequentata moltissimo dalle persone, rischia davvero di dover essere chiusa. Per cui ha ragione il sindaco, pensiamo sempre a fare il meglio possibile, però fermiamoci anche un attimo, perché se aspettiamo un anno, invece che 1,5 milioni, probabilmente sarà 1,8 milioni. Partite con questi lavori, i soldi ci sono. Grazie, consigliere De Antoni. Altre prenotazioni? Vuoi fare il secondo intervento? Prego. Assessore Fasan, prego. No, solo una precisazione per le piscine. Ho detto che nel prossimo piano triennale, che verrà approvato con il bilancio a dicembre, ci sono a disposizione 970.000 euro per le piscine, tutti coperte da 500.000 quel vecchio finanziamento e 470.000 euro che li mettiamo tutti noi. Nel frattempo, per non farci mancare niente, stiamo spendendo 100.000 per sistemare le docce e il bagno delle donne che hanno avuto dei problemi. Pertanto, come vede, le emergenze le facciamo subito e il resto piano piano con le disponibilità. Grazie, Assessore. Altre prenotazioni, altri interventi? Non vedo nulla. Allora io direi a questo punto di fare la dichiarazione di voto e poi di andare a votare. Dichiarazione di voto, prego. Consigliere Bagliana. Sì, no, noi andiamo all'astensione, però con l'idea che certe scelte non le condividiamo, cioè nel senso che le priorità per noi sarebbero altre, su alcune siamo d'accordo e rimango anche dell'idea, non l'ho detto prima, sulla questione di risolvere la questione per quanto riguarda l'accesso dei cittadini e dei professionisti alla questione delle pratiche edilizie e della documentazione. Secondo me, se provate a riflettere come venirne fuori rispetto a questo. Grazie. Consigliere Dus per la dichiarazione di voto. Sì, anche noi ci asterremo, anche perché abbiamo ottenuto una promessa, però non ci crediamo finché non la vediamo. L'assessore Fasan ha detto che nel prossimo piano delle opere pubbliche saranno finanziati i lavori per le piscine, mi corregga se sbaglio, e il prossimo piano delle opere pubbliche verrà presentato entro dicembre, quindi noi per Natale avremo questo gran regalo da parte dell'amministrazione e quindi siamo contenti, insomma. Però vediamo entro fine anno, credo che manchino poche settimane, lo leggeremo sul piano opere pubbliche, un finanziamento certo delle piscine. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Altrimenti passiamo alla votazione. Non ne vedo. Bene, per la delibera in oggetto trattata, favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 favorevoli. Contrari? 0. Astenuti? 1, 2, 3, 4, 5 astenuti. La delibera è approvata con 10 favorevoli, 0 contrari e 5 astenuti. Votiamo la immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Contrari? 0. Astenuti? 0. La delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 5 dell'ordine del giorno, bilancio di previsione 2021-2023, settima variazione. Lascio la parola all'assessore vice sindaco Posocco per l'illustrazione della delibera. Grazie Presidente, veniamo alla settima variazione
la proposta per la 7ª variazione di bilancio. Andiamo a portare in entrata corrente silenzio cortesemente in aula. un 139.000 che sono soldi provenienti dai trasferimenti per il Covid che non sono stati utilizzati col programma che avevamo fatto per la riduzione degli affitti. Abbiamo un incremento dell'imposta di soggiorno per 10.000 euro, che è una piacevole sorpresa. Abbiamo un incremento del contributo statale per il sistema bibliotecario vittoriese di 4.600 euro. Abbiamo dei contributi regionali in ambito culturale e sociale per 26.850 euro. Abbiamo delle riduzioni sia in entrata dalle famiglie per la refezione scolastica per 60.000 euro e per rete di ricovero in istituto, anche queste logicamente condizionate dalla pandemia. In spesa corrente abbiamo la minore spesa per contributi alle scuole di infanzia paritarie per chi ha chiuso un istituto paritario. Abbiamo una minore spesa per il reimpiego di contributi in ambito scolastico per 24.700 euro e una minore spesa per la ristorazione scolastica di 31.900 euro. Un incremento della spesa per il trasporto pubblico urbano di 16.000 perché noi paghiamo i chilometri che vengono percorsi dal trasporto pubblico urbano e aumentando le corse sono aumentati anche i costi a carico dell'amministrazione. Altri interventi, allora come spesa abbiamo maggiori interventi per le famiglie per 16.000 euro, riproponiamo il bando Covid, interventi economici, enti e associazioni per 100.000 euro e faremo un nuovo intervento in campo economico, sempre per l'emergenza Covid-19, per 50.000 euro. Andremo a stimolare in ambito come attività produttive l'apertura di nuove attività produttive, la chiameremo startup, e andremo a dare un contributo, diciamo, per chi subentra a un'attività economica in corso e è un'attività economica in corso. Questa specifica vi informeremo, siccome stiamo trattando con 3 banche, 3 istituti bancari e con Cofidi, vi darò maggiore informazione nei prossimi giorni. Abbiamo un'entrata in parte capitale provenienti da proventi edilizi e sanzioni amministrative permessi a costruire per 46.500 euro che vengono tutti investiti su interventi su edifici comunali. Grazie per l'attenzione e rimango qui a disposizione. Grazie Vice Sindaco. Apriamo il dibattito. Consigliere De Antoni, prego. Sì, è solo un'informazione che per la verità l'assessore ci aveva dato in commissione, ma poi mi sono perso. Mi sembra che da quella bando che abbiamo fatto per la riduzione dell'IMU, per bla bla bla, fatto a aprile, mi sembra, abbiamo, diciamo, non è andato bene, diciamo, c'è stato un risparmio di 300.000 euro. Allora, di questi 300, 139 sono quelli per... Dove vanno a finire quei 300.000 euro? Ecco, la domanda era dove vanno a finire quei 300.000? Questa era la domanda. Poi altre osservazioni sulla delibera, diciamo in pratica quelle che abbiamo fatto prima sono un po' la sommatoria delle 2 delibere, ecco, quindi il mio intervento si limita solo a questa domanda. Ok, se vuol rispondere subito alla risposta tecnica. Sì, allora, qui vede una variazione Covid di 150.000 euro, sono 139 più 11 provengono da un avanzo, quindi da dei capitoli dello sport e della cultura che avevamo messo là dei fondi per il Covid che sono stati tolti e rimessi in questo unico capitolo. Gli altri, i 300.000 meno 139, vanno sul fondo vincolato.
rimangono vincolati sempre per il Covid in avanzo. Questi non devono essere spesi entro l'anno. Vediamo, speriamo di no. C'è il rischio. Bene, qualche prenotazione sulla variazione, settima variazione? Consigliere Tonon, prego. Sì, grazie. Ribadisco, di fatto la domanda di prima era rivolta, quella relativa ai contributi per le società sportive. In sostanza, la ribadisco adesso per la parte relativa come spese correnti, maggiori spese per interventi economici ad enti e associazioni per emergenza Covid. In commissione, se non ricordo male, lei assessore aveva detto che sarebbe stato fatto ovviamente un bando per questo, e poi per i 50.000 maggiore spesa per emergenza Covid, sempre in campo economico, relativa al finanziamento Cofidi, tanto per semplificare. Ribadisco la domanda di prima chiedendo, anche questi devono essere distribuiti sicuramente, ma anche rendicontati prima della fine dell'anno? Mi spiego, perché se è un bando e devono essere attribuiti semplicemente, mi auguro che nel giro di un mese la cosa si possa fare. Se invece i destinatari devono anche rendicontare, sì, presumo che la cosa comincia ad essere un po' difficile. Anticipo già quello che sarebbe l'intervento in base alla risposta, cioè se devono essere rendicontati, questa è la cifra che l'amministrazione propone al Consiglio di variare, ben venga. Se invece devono essere solo attribuiti e non rendicontati, mi chiedo, vista la situazione di emergenza, perché gli altri li mettiamo vincolati, cioè li mettiamo da parte e quindi chissà se potremo usarli, perché cioè gli altri, quelli rimanenti diciamo dal primo capitolo, ok? Quelli che vanno nel fondo vincolato e non vengono invece messi qua, per cui avremo un'ulteriore possibilità di aiutare, diciamo così, le attività economiche che, come abbiamo sottolineato in commissione, hanno particolarmente sofferto. Poi la Giunta, è stato detto, è conscia dei settori in difficoltà, perché alcuni, è stato detto anche prima, la parte edilizia, diciamo così, per fortuna gode di buona salute, anzi forse troppo. Altre parti, soprattutto quelle relative al commercio, invece soffrono e continuano a soffrire ancora parecchio, per cui, come ha detto il Presidente Draghi, è il momento di dare, non di chiedere. Avendo i soldi, tenerli là, non so se sia proprio una scelta oculata, diciamo così. Grazie. Soprattutto se poi saremo chiamati a restituirli. Grazie. Grazie, consigliere Tonon. Consigliere Bagliana. Anch'io, due domande tecniche. La prima è relativa proprio a questi 100.000 euro per interventi economici ad enti ed associazioni. Ma questi sono contributi che derivano dallo Stato? Covid, sì, sempre, quindi ok, dallo Stato. E, ecco, su questi appunto sono finalizzati allora alle associazioni, cioè ok. E su questo sì, quindi essendo finalizzati facevo un ragionamento dicendo che dall'inizio della pandemia a favore delle associazioni, e qui mi tirerò un po' le ire dalle associazioni, ma io faccio parte di 2 o 3 associazioni anch'io, però voglio dire, sono stati stanziati parecchi soldi a favore delle associazioni, anche secondo me ad associazioni che pur facendo anche una tipologia di interventi, ma soprattutto di ambito culturale, non hanno subito chissà che, secondo il mio punto di vista, ripeto, mi tirerò un po' le ire di tutti, però non hanno subito grosse perdite o sì, sono rimaste ferme, però voglio dire le spese non le hanno avute, quindi mi chiedo anche, faccio una riflessione un po' politica, se effettivamente tutti questi soldi in parte potevano anche andare in misura maggiore a dei settori tipo quello dell'economia, del commercio, rispetto a questo. Poi ci sono invece associazioni che fanno anche volontariato e in quel caso là naturalmente ben venga. E questa era un po' la riflessione che volevo fare e chiedo anche qua, anche in questo caso voi darete
a tutte le associazioni un po' o farete un bando con dei criteri, no? Ok, quindi magari sarà un po' più selettivo rispetto a quello della scorsa volta, ma molto. Io faccio parte delle associazioni che hanno ricevuto dei finanziamenti e vabbè, ben vengano comunque, vabbè, grazie. No, ok. Ecco, detto questo, secondo passaggio è relativo alla tassa, l'imposta di soggiorno, che sale di 10.000 euro e si porta a un totale indicativo di 30.000 euro, che è in linea, chiedo, rispetto agli anni scorsi o è leggermente più bassa? Sì, di 10.000 euro penso, ecco. Va bene, no, volevo solo chiedere questo, in caso mai faccio una valutazione più tardi. Grazie, consigliere. Altre prenotazioni? Non vedo altre prenotazioni. Presidente. Prego, Vice Sindaco. Allora, una precisazione sul contributo alle associazioni. Viene fatto un bando in cui le associazioni devono presentare i bilanci e devono dimostrare di aver subito, causa la pandemia, delle perdite. In base alle perdite, in modo proporzionale, viene dato un contributo. Quindi le associazioni che non hanno subito perdite non partecipano al bando. Okay? Quindi questi 100.000, l'ultima volta mi sembra erano state 64 associazioni a aver diritto. Vediamo questa volta. Comunque viene fatto un bando con dei criteri, devono dimostrare di avere una perdita, perché noi possiamo dare un contributo se dimostrano di avere una perdita. Ecco. E per le domande di tipo tecnico del consigliere Tonon lascio la parola alla dottoressa Alvassore. Prego, dottoressa Alvassore. Sì, buonasera. Per quanto riguarda la certificazione e l'utilizzo di queste risorse che attengono al Fondo Funzioni Fondamentali, a differenza di quanto è avvenuto lo scorso anno, che fin dall'inizio era stato detto che le risorse non utilizzate nell'anno 2020 potevano essere accantonate nella quota dell'avanzo ed impiegate l'anno successivo, quest'anno ad oggi non c'è questa possibilità, per cui le risorse, sia quelle del 20 che ci siamo riportati nel 21, sia quelle nuove erogate nel 21, necessariamente devono essere impegnate nel corso dell'anno 21, a meno che nella prossima legge di bilancio non intervenga una proroga. Questo vuol dire che entro il 31/12 dovranno essere impegnati i fondi. Non dovranno essere rendicontati e quindi già da parte, per esempio, quelli di cui parlava adesso l'assessore, da parte delle associazioni. Perché non sono state impiegate tutte? È perché comunque poi dovremmo provvedere a fare la certificazione dell'ammontare complessivo del fondo e dobbiamo tener conto anche delle minori entrate. Quindi abbiamo fatto una proiezione, una stima e le somme che ad oggi risultavano compatibili con una certificazione, tenuto conto quindi delle minori entrate, sono quelle che andiamo a iscrivere in variazione questa sera. Quando poi faremo il rendiconto a consuntivo vedremo di che cifre potevamo disporre. Questo è sostanzialmente la situazione. Grazie, dottoressa. C'è qualche intervento? Altrimenti, sì, prego. Allora, quel fondo vincolato Covid di cui abbiamo parlato prima, i 300.000, 139.000 sono impegnati, 150 circa sono messi nel fondo vincolato che avrà altre risorse.
questo fondo in qualche modo dovrebbe andare a coprire, sulla base di una stima fatta, le minori entrate del comune causa Covid. Questo è, no? Quindi pareggiamo e in teoria, se la stima è perfetta, non dobbiamo restituire niente allo Stato. Questo è. Ok, grazie. Grazie consigliere. Consigliere Bagliana, prego. Sì, volevo solo specificare una cosa perché non vorrei fosse stato interpretato male il mio intervento. Allora, la questione che ponevo a carattere anche nazionale e non specificamente nel vostro comune è che mi chiedo se effettivamente delle associazioni tipo ad esempio culturali hanno subito dei danni. Il danno è di non aver fatto attività purtroppo, quindi di essere rimaste ferme. Naturalmente chi ha sedi da pagare, chi ha bollette, naturalmente avrà anche dei danni, però la maggior parte delle associazioni non hanno una sede fissa e quindi fanno delle attività nell'ambito culturale, quindi diciamo che non hanno grosse perdite, appunto se non hanno, voglio dire, da pagare qualcuno, sì, ma siccome sono associazioni così su base volontaria, almeno qua da noi, insomma mi sembra che non abbiano grosse ricadute. Altra cosa sono altri tipi di associazioni, mi vengono in mente anche quelle sportive, abbiamo citato prima, dove c'è veramente un costo anche di gestione, no? Ecco, allora quello che volevo dire è che certi tipi di finanziamenti andrebbero veramente un attimo fatti con attenzione, perché ci sono, lo sappiamo benissimo che la gente o ha perso il lavoro o addirittura si fa fatica a pagare l'affitto o fa fatica anche insomma a mandare i figli a fare attività sportive perché le rette sono alte, quindi ci sono tutta una serie di situazioni dove effettivamente ci sarebbe ulteriore bisogno di soldi, l'abbiamo detto anche le attività commerciali, è per quello che io ho fatto il mio intervento in precedenza. Grazie. Grazie consigliere Bagliana. Altri interventi, prenotazioni? Prego, Assessore. Sì, faccio un avviso sul discorso Cofidi, che stanno andando molto bene l'utilizzo, però vengono utilizzati in maniera diversa a seconda. E invito soprattutto le attività commerciali, se vogliono aderire a questa opportunità di farsi avanti, perché c'è ancora disponibilità per quel che riguarda il loro i Cofidi loro, insomma, mentre è finito per gli artigiani e dobbiamo rimettere dentro dei soldi. Grazie. Grazie Vice Sindaco. Se non ci sono altri interventi, io passerei alla dichiarazione di voto. Bene, passiamo alla dichiarazione di voto. C'è qualche dichiarazione di voto? Passiamo in votazione. Allora, votiamo per la... prego, consigliere Vareschin, per la dichiarazione di voto. Buonasera a tutti. Innanzitutto preannuncio il nostro voto sarà favorevole. Seconda cosa, vorrei fare una riflessione. Siamo sempre accusati di avere il braccino corto. Faccio memoria, 2 anni fa nessuno sapeva dove mettere le mani, nessuno sapeva come fare. All'inizio magari siamo andati un po' così con dei contributi a pioggia. Dopo pian pianino i nostri contributi sono stati sempre più mirati, sempre più calibrati. Abbiamo dato fondo ai buoni spesa, abbiamo dato un aiuto a chi aveva bisogno di un aiuto per l'affitto, a chi aveva bisogno di un aiuto per le bollette e abbiamo sempre più migliorato. Anche noi d'altronde stiamo imparando, come stanno imparando i medici a risolvere il problema del Covid, che stanno studiando. Anche noi potevamo fare meglio, magari sì, però ce la stiamo mettendo tutta. Grazie. Grazie consigliere Varaschin per la dichiarazione di voto. Se ce ne sono altre, altrimenti passiamo subito in votazione. Allora, per la proposta di delibera bilancio di previsione 21-23, settima variazione, favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 favorevoli.
Contrari? 0. Astenuti? 5. La delibera è approvata con 10 favorevoli, 0 contrari, astenuti 5. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Quindi 15, contrari 0, astenuti 0. La delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 6. Il sindaco vuole fare una... Prego. Ok. Allora, passiamo alla delibera numero 6, il regolamento per la concessione dei contributi di altri vantaggi economici e del patrocinio del Comune di Vittorio Veneto. Approvazione. Illustra la delibera il sindaco. Prego. Ecco, più che illustrare la delibera volevo fare un'altra ulteriore considerazione. A Vittorio Veneto non è che ci siano soltanto piscine, palazzetti, attrezzature, impianti sportivi o immobili comunali vetusti sui quali metter mano. Ci sono anche molti regolamenti che sono assolutamente superati e che richiedono un po' di lavoro per essere aggiornati. Faccio presente per esempio il regolamento cimiteriale che è vetusto, abbiamo un regolamento edilizio che deve essere rifatto, perché anche questo qua è stato fatto moltissimi anni fa. La concessione degli immobili comunali, c'è un regolamento, anche questo qua, molto vecchio, come molto vecchio e superato è anche il regolamento per la concessione dei contributi di altri vantaggi economici e del patrocinio che stiamo trattando questa sera. Io vorrei spendere una parola per ringraziare la dottoressa Costalonga e il nostro segretario, ex purtroppo, Mirko Bertolo, perché si sono impegnati a fondo per rinnovare anche questo capitolo rappresentato dai regolamenti superati, per cui volevo approfittare per ringraziarli della loro attenta opera che ha tenuto conto di tutte le variazioni normative intervenute e le hanno riassunte bravamente in questo che è uno dei primi regolamenti che andiamo ad aggiornare. Per la descrizione del costrutto che ne è uscito, io lascerei la parola volentieri all'avvocato Costalonga, che potrebbe meglio di me delucidare i passaggi che sono intervenuti. Prego, dottoressa. Allora faccio un breve riassunto, diciamo, evidenziando le parti, diciamo, principali di questo nuovo testo regolamentare che nasce appunto dall'esigenza di mettere mano a un regolamento di cui siamo dotati che risale al 1991 e anche per adeguarlo ai nuovi principi che sempre più si stanno un attimo imponendo in vari ambiti dell'agire della pubblica amministrazione, che sono sostanzialmente quelli di una pubblicità, una trasparenza e soprattutto occorre sempre dare rilievo a una procedura di evidenza pubblica. Lo vediamo nell'ambito delle gare e anche appunto, diciamo, nell'ambito della concessione dei contributi. Per cui partendo, diciamo, da questo abbiamo costruito questo nuovo testo regolamentare dando appunto, al di là, diciamo, della parte iniziale destinata alle varie definizioni, quindi che cosa si intendono appunto, diciamo, per i contributi, distinguendo i contributi che possono essere concessi in via ordinaria e in via straordinaria,
individuando i soggetti beneficiari. Ovviamente è un regolamento destinato soprattutto ai soggetti costituiti appunto in associazioni, comitati, enti del cosiddetto terzo settore, che sono appunto i cosiddetti no profit, a tutti appunto quelle associazioni che si adoperano per il bene della collettività. Quindi abbiamo appunto individuato i soggetti beneficiari, gli ambiti di intervento, cercando appunto di ricomprendere tutto il possibile, quindi dalla cultura al turismo alla parte sportiva, di promozione e di protezione sociale, ambiente verde pubblico, ambito economico, protezione civile e eventualmente anche altri ambiti che magari potrebbero nel corso del tempo essere evidenziati come meritevoli della concessione di contributi. Requisiti di ammissibilità, privilegiando ovviamente tutti quegli enti, quelle associazioni che hanno sede nel territorio vittoriese, ma non è escluso che possano essere concessi contributi anche a soggetti che non hanno la loro sede nel territorio vittoriese, ma che comunque presentano iniziative con ricadute per la città di Vittorio Veneto. La procedura, quindi si è dedicato appunto un capo alla procedura, che deve essere una procedura ad evidenza pubblica, quindi il meccanismo è di individuare, che sarà ovviamente un compito dell'amministrazione sulla base delle risorse messe a bilancio, quanto destinare per contributi in ambito ad esempio culturale piuttosto che turistico o sportivo, individuare dei criteri e partire con dei bandi che saranno aperti a tutte le associazioni, a tutti gli organismi, sia per contributi in via ordinaria, quindi per l'attività propria dell'associazione o dell'ente, sia contributi di carattere straordinario e quindi per singole iniziative. Non è escluso, e comunque l'abbiamo regolamentato, che di fronte a delle iniziative che possono essere di particolare interesse, eccezionali oppure strategiche, non si proceda attraverso una procedura ad evidenza pubblica, ma sia l'amministrazione che con il proprio provvedimento di giunta concede il contributo. Poi abbiamo disciplinato anche la concessione del patrocinio, che è appunto che deve essere praticamente che può essere concesso appunto per iniziative che hanno particolarmente significato e interesse per la città. Quindi abbiamo regolamentato la domanda del patrocinio e poi c'è tutta la parte della rendicontazione dei contributi, che deve avvenire appunto sulla base di documentazione che deve essere presentata dall'ente o dall'associazione. È prevista la possibilità che venga concesso anche un anticipo, un acconto, per consentire all'associazione o l'ente di avviare l'iniziativa, quindi prevedendo appunto un acconto, e poi c'è tutta la parte della liquidazione finale. Il contributo può anche essere anche revocato nel caso in cui l'iniziativa non venga più svolta oppure in presenza di altre condizioni, e poi la parte della pubblicità, perché anche i contributi devono essere resi pubblici e direi che ho detto tutto più o meno. Se poi avete altre domande da fare, sì. Grazie dottoressa. Allora, un commento di tipo tecnico sul documento che avete ricevuto sul regolamento. Allora, nella commissione è stato dibattuto ed è stata fatta una correzione rispetto a quanto avete ricevuto e che avete
scaricato dal sito. Allora, pagina 11, articolo 16, concessione del patrocinio, comma 2. Allora, è stata cancellata l'ultima scritta, diciamo, tra parentesi, concerti, prestazioni di libri, eccetera. E ci siamo fermati, lo leggo per intero, fino a iniziative senza fine di lucro, appunto. Allora, lo leggo per intero, così non ci sono dubbi. Il patrocinio non può essere richiesto da persone fisiche, ma solo da associazioni, enti, istituzioni scolastiche e civili senza fini di lucro. Può essere richiesto anche da attività commerciali aventi personalità giuridica, ad esempio librerie, esercizi pubblici, eccetera, ma solo per iniziative senza fine di lucro, punto. Ecco, questo è stato dibattuto in commissione, è stato accettato, pertanto io lo do per assodato all'interno del Consiglio Comunale. Quindi apro la discussione con il consigliere Dus, prego. Sì, scusi Presidente, solo una precisazione. Questa qui è una proposta che adesso noi votiamo come emendamento? Oppure sì, ok. Beh, non era stato chiaro. Quindi adesso la votiamo dopo questa proposta di cancellare. La commissione, la commissione ha deciso di cancellare, quindi è come se fosse cancellato sostanzialmente. Votiamo il documento. No, la commissione propone un emendamento. Facciamo le cose formali. La commissione ha proposto un emendamento che noi adesso votiamo. Allora, quello voglio dire, prendiamo facciamo atto. solo questo passaggino formale, perché per questo qui ovviamente non è un tema che appassiona le famiglie vittoriesi, però se dopo usiamo la stessa tecnica anche per altre cose. Allora, prendiamo atto della proposta della Commissione e la votiamo così come è stata letta. Esatto, grazie. Okay. Invece entrando un po' nel merito della questione, so che erano già state fatte 2 proposte anche in commissione, io rilancio anche come spunti di dibattito. Una riguardava la percentuale di contributi straordinari, se si ritiene che possa essere una proposta accoglibile o meno, e l'altra è quella di prevedere più bandi nel corso dell'anno. E su questa cosa qui vorrei chiedere appunto come mai è stata scelta la strada di non accogliere né l'una né l'altra. So che c'è stato un dibattito su questo, però adesso magari lo si sviluppa anche all'interno di questo Consiglio. La terza cosa che invece chiedo è, cioè più che chiedo, è una riflessione anche qui. Sugli organismi si parlava, no? Cioè i contributi vengono dati a associazioni, eccetera, eccetera, organismi. Allora mi chiedo, so che in alcuni comuni, il nostro comune è sotto i 30.000 abitanti, quindi non ne ha l'obbligo di legge, eccetera, però c'è la presenza dei consigli di quartiere. Consigli di quartiere che sappiamo hanno avuto lunghe vicissitudini, sono stati tolti perché poi sono stati reinseriti, ora vivono in alcuni quartieri, in altri no. Il Covid ha permesso più o meno l'organizzazione attiva in alcuni quartieri, in altri no, eccetera. So che in alcune amministrazioni, per responsabilizzare il ruolo dei consigli di quartiere, vengono concessi dei finanziamenti che servono poi al quartiere per svolgere delle attività nel quartiere stesso. Ora mi chiedo, è una cosa che potrebbe essere regolamentata da questo regolamento? Cioè, immagino che non sia negli interessi di questa amministrazione farlo, per cui però anche questo è un elemento di discussione che metto su questo tavolo, perché credo che questo ruolo qui negli anni, cioè questo ruolo debba essere per una volta per tutte chiarito, come si strutturano, se hanno un senso di esistere e come devono continuare a esistere. Per esistere probabilmente devono ricevere dei finanziamenti,
c'è la volontà dell'amministrazione di concederli, è un'ipotesi assolutamente non percorribile perché la normativa non lo prevede, eccetera. Insomma, sono delle domande e delle riflessioni, non è che siano delle proposte. Grazie. Bene, accettiamo le richieste del consigliere Dus e sentiamo se qualcuno ha qualche idea. Consigliere D'Arè. Sui consigli di quartiere io ho una mia opinione che ho sempre espresso sia da sindaco sia da consigliere: aboliti per legge, non hanno motivo di esistere, anche perché ben rappresentati tutti i quartieri dai singoli consiglieri comunali qui presenti e dagli assessori, dal sindaco, e quindi possiamo recepire le istanze dei cittadini, ma non certamente finanziare un qualcosa che non deve esserci per legge, e soprattutto mi pare aboliti, votati dalla vostra amministrazione con un numero irrisorio di partecipanti al voto. Qualcuno è sicuramente, diciamo, presidente di quartiere a vita, anzi pro tempore è il sindaco e i consiglieri. Questi sono a vita natural durante, come il faraone, come d'altra parte e tanti altri, insomma, quindi mi pare abbastanza ridicolo continuare su questo tasto, anche perché lo sapete, io su questo punto mi sono sempre dichiarato contrario. Nulla di personale con chi esercita questa funzione, che è un'autofunzione, con un autoconsiglio, con un'autocelebrazione. Prendiamo atto, portiamo pazienza per tante cose, portiamo pazienza anche per questo. Grazie consigliere. Consigliere Bagliana. Sì, allora intanto volevo esprimere, insomma, gratitudine agli uffici che hanno redatto questo regolamento, e anche perché sì, ho partecipato alla prima commissione e mi sembra sia un atto dovuto, cioè fatto bene, e insomma, come ha detto prima il sindaco, dopo tanti anni è giusto, insomma, dare un nuovo regolamento. È motivo in più perché nel regolamento stesso viene applicato, viene fatto riferimento a due principi che ho tanto a cuore, che sono quello della pubblicità e della trasparenza, no? Che oggigiorno sono dei principi, insomma, che sono sempre più importanti e vengono sempre più messi in risalto anche dalle norme, dalle normative di legge. E proprio su questo non entro nel merito degli vari articoli, perché insomma li condivido, pur non essendo io esperta in materia, però insomma mi sembra di capire che sia stato fatto con un criterio anche rivolto ad aiutare le associazioni, e quindi insomma interessante l'idea degli ambiti, secondo me, in modo che fin dall'inizio l'amministrazione possa decidere in misura magari diversa un ambito rispetto all'altro. Secondo me è interessante anche per avere un panorama della vita associativa stessa del comune, no? Perché adesso alle volte si fa molto confusione rispetto a quante associazioni abbiamo, cosa fanno, quindi secondo me questo regolamento ci aiuta anche proprio a organizzare, o quantomeno a monitorare anche la vita associativa che c'è in città. E la cosa che avevo sollevato anche in prima commissione, che è interessante, è la questione della trasparenza relativamente ai contributi dati, e che qua viene citata a fine del regolamento in un articolo, l'articolo 27, dove cita che per importi superiori a 1.000 euro ci sarà necessità, è il dovere, ci sarà l'obbligo di pubblicare i relativi atti sul sito istituzionale del Comune di Vittorio Veneto nella sezione amministrazione trasparente. E qua mi chiedevo, faccio di nuovo la considerazione, se non fosse il caso proprio di adibire un particolare luogo del sito, una particolare sezione proprio alle associazioni, in modo da caricare sia i bandi sia tutte le delibere che vengono fatte, in modo da avere un punto di riferimento veloce per chi deve accedere poi a questi bandi, fare le richieste, dove potrebbe venire caricato tutta una serie di documentazione.
perché è difficile ora in amministrazione trasparente andare a cercare tutte le particolarità, invece se abbiamo una sezione dedicata, secondo me è più facile consultazione. Ecco, io mi fermo qua, volevo solo allacciarmi a quello che aveva evidenziato il consigliere Dus. Più che il discorso dei quartieri sarebbe interessante, ma lo dico qua all'assessore, esiste anche il bilancio partecipativo. So che alcuni comuni lo applicano, ma voglio dire anche questo sarebbe interessante e mi sembra sia opzionale, cioè l'amministrazione può scegliere se una parte del bilancio renderlo partecipativo alle scelte o alla collaborazione da parte dei cittadini, ma questo è un altro ambito, quindi non entro questa sera. Grazie consigliere. Consigliere De Antoni. Molto brevemente, apprezzo la proposta di fare un regolamento, quindi che favorisce l'imparzialità e la trasparenza, insomma, della pubblica amministrazione, quindi ben venga questo regolamento. Volevo solo invitarvi a riflettere un attimo sulle proposte che aveva fatto Dus per quanto riguarda soprattutto la fase di prima applicazione, no? Nel senso che le associazioni, 200, non so quante ce ne sono in tutta Vittorio Veneto, forse anche di più, cioè non tutte sono al corrente delle cose che succedono, eccetera, per cui partite con un bando, magari non tutti sono pronti a fare la domanda, rischiano di essere esclusi. Non so se in sede di prima applicazione si possa prevedere, ad esempio, un secondo bando, una tantum a metà anno, poteva essere un'idea così, insomma, per garantire la massima partecipazione, e l'idea anche di limitare, proprio nell'ambito di questo principio di imparzialità e trasparenza, di limitare i contributi straordinari, cioè quelli che per manifestazioni che non erano, per richieste che non erano inserite nella sede di partecipazione al bando, ma che vengono avanti nel corso dell'anno. Cioè non vorrei che queste richieste multiple che potrebbero arrivare durante l'anno vanno un po' a limitare quello che è lo sforzo che le associazioni hanno fatto di programmare la propria attività. Quindi magari se si potesse fissare un limite, una percentuale sul budget di 100, al massimo 20%, per interventi straordinari non previsti, eccetera, poteva essere un aiuto soprattutto in questa fase. Ecco. Grazie consigliere. Consigliere De Bastiani. Sì, pongo una domanda, un quesito e una riflessione a tutti quanti, perché ritornando sul punto 2 dell'articolo 16, noi iniziamo decidendo che il patrocinio non può essere richiesto da persone fisiche. Io questa la ritengo una discriminante non giustificata, non capisco il motivo. Facciamo un'ipotesi, il musicista Uto Ughi vuole fare un concerto a Vittorio Veneto, per beneficenza o solo per esibirsi. Chiede il patrocinio. Come una partita IVA? Cioè, non è detto, i professionisti non è detto che abbiano partita IVA, ci sono professionisti che hanno solo il codice fiscale, quindi è una persona fisica. Ci può essere per esempio, ipotizziamo un giovane artista emergente o famoso, un artista famoso, vuole fare un'esposizione a Vittorio Veneto. Non ha la partita IVA perché ci sono persone che non hanno partita IVA. Chiede il patrocinio al comune di Vittorio Veneto e il comune non può patrocinare l'iniziativa perché questo regolamento lo vieta. Ma del resto, voglio dire, alle persone fisiche viene dato anche il premio Nobel, quindi non capisco il motivo per cui un comune non debba dare il patrocinio ed eventualmente anche il contributo, adesso non lo so, a una persona solo perché non è un'associazione o non è un'attività commerciale. Mi sembra contrologica
una discriminante e anche potrebbe andare a svantaggio della stessa amministrazione. Allora, lascerei un attimo, magari il segretario tecnicamente può rispondere alla cosa. Attendiamo. Deve fare un intervento nel mentre. Sì. Un attimo, allora chiudo De Bastiani e comunque aspettiamo un attimo l'intervento tecnico, prego. No, anch'io ero in prima commissione, volevo rispondere al consigliere De Bastiani e no, non è esclusa questa ipotesi perché ne avevamo appunto parlato, anche nel caso ipotesi, vendita di un libro. Si sa che l'autore che scrive il libro alla fine chiaramente Scusate un attimo che forse è utile anche sentire un attimo. punta a vendere il libro, quindi in questo caso il patrocinio non dovrebbe essere concesso. Poi, se la vendita del libro è finalizzata invece a raccogliere dei fondi per un'associazione X o Y, la situazione cambia, quindi è a discrezione della giunta che decide sì, concedo il patrocinio oppure no. È la stessa cosa nel caso dell'artista, del musicista o di chi partecipa all'evento. Allora sentiamo il segretario un attimo che forse prego. Sì, allora l'amministrazione si è dotata anche di un manuale d'uso del logo istituzionale che era stato commissionato e dove è stato regolamentato l'uso, come deve essere usato lo stemma del Comune di Vittorio Veneto per dare uniformità e prevede, sempre questo manuale, anche il patrocinio come definizione. Poi con il regolamento siamo invece andati a regolamentare come avviene la concessione del patrocinio. In questo manuale, che è già stato oggetto di approvazione da parte dell'amministrazione, è scritto che il patrocinio non viene concesso a persone fisiche. Quindi stavo dicendo che secondo me è sbagliato. No, avevano detto. Ma Sentiamo altri pareri. Consigliere De Antoni. L'esempio che faceva la consigliere Salezze è questo, che capita spesso. Una persona fa un libro, ce ne sono che non ha partita IVA perché lo fa per hobby, è un libro su Vittorio Veneto, sulla storia di Vittorio Veneto, lo presenta qua in qualche sala, nella biblioteca, dove volete voi, insomma, perché non deve avere patrocinio? Cioè, cos'è che osta a dargli patrocinio? Non ha neanche fini di lucro, perché anche sul fine di lucro mi permetto di fare un'osservazione. Cioè, se uno presenta il libro e vende alcune copie al termine della riunione, non è un fine di lucro, perché il costo comunque della presentazione è comunque, cioè adesso se uno vende 4 libri è un fine di lucro? No. Cioè, forse bisogna avere un minimo di più apertura su questa cosa, ecco, forse non scrivere proprio tutto e tenere conto delle circostanze, perché a volte se una persona qualunque ha fatto un libro così e alla fine firma il libro e vende 4 copie, mi sembra che sia. Sì, può essere, però io ho un amico che ha fatto un libro da poco su Vittorio Veneto, sulla storia di Vittorio Veneto. È una persona... Io divento un cantante e chiedo il patrocinio. No, però escluderei questo. Ma scusate, non vi sentono. Consigliere Darè, prego. Scusate, abbiamo tante associazioni culturali, chi vuole appoggiarsi e avere il contributo, non dico il contributo ma il patrocinio, che è l'utilizzo magari di un suolo, di un'area pubblica e quindi non paga nulla. Mi pare abbastanza semplice, abbiamo decine e decine di associazioni che sono preposte in tutti i settori e in vari settori,
tramite queste fa la richiesta e il patrocinio viene sempre dato, lo hanno sempre dato tutte le amministrazioni che si sono succedute in questo comune. Quindi cerchiamo non è una discriminante fisica nel confronto ma si cerca di non fare di tutta un'erba un fascio, altrimenti arriva la richiesta di patrocinio, viene fatta dal singolo cittadino e si entra nel marasma, insomma. Penso che si possa fare la stessa cosa appoggiandosi su un'associazione, l'associazione fa richiesta e il contributo e il patrocinio viene dato. Un'altra cosa è il contributo, che è un qualcosa di sostanzioso che viene dato ed elargito da parte del comune a discrezione. Mi pare insomma che il regolamento sia abbastanza chiaro e semplice, mette anche tra l'altro ordine e soprattutto a norma di legge che si sono succedute che mai è stato regolamentato. Grazie consigliere Darè. Consigliere Casagrande? Sì. Scusi un attimo, forse c'era prima il consigliere Tonon. Vabbè, consigliere Casagrande, prego. Sarò breve. Anch'io sono contrario alle persone fisiche, oltre che per i motivi già elencati anche dal collega Darè, per una questione di controllo, nel senso che nel momento in cui c'è un'associazione e ci si può benissimo appoggiare ad un'associazione, la giunta nel momento in cui può elargire un patrocinio chiaramente ha di fronte un'entità, un soggetto col quale interloquire e avere una certa garanzia che comunque il patrocinio che viene dato in base ad una storicità, a una serie di aspetti, dia poi un seguito reale, che quindi l'investimento, perché si tratta di questo, chiamiamola donazione come volete, ma è un investimento che l'amministrazione la fa proprio per stimolare e sviluppare un qualcosa, anche su fonti un po' più magari certe rispetto al soggetto semplice che si può presentare, quindi mi ritrovo assolutamente contrario a questo. Consigliere Tonon? Grazie. Sempre a proposito di questo comma 2, chiedo se la definizione attività commerciali è specifica o generica, nel senso che il consigliere che mi ha preceduto prima diceva che anche le partite IVA possono chiedere il patrocinio. Se è specifica mi chiedo perché solo commerciali, uno potrebbe avere un'attività non commerciale e avere l'opportunità, la necessità, la volontà di chiedere il patrocinio. Per cui ripeto, se è tecnico io lo correggerei. Se invece si dice che è un termine generico, perché mentre il Presidente prima in apertura di argomento ha ricordato che la Commissione aveva chiesto di cassare fra parentesi, a questo punto casserei anche quella precedente, perché se no rischiamo, dico quello che è messo fra parentesi prima, perché se no rischiamo anche qui di limitare con l'esempio. Cioè tipo librerie, esercizi pubblici, questa qua? Sì, lo lascerei più libero se devo essere sincero. Dopodiché, siccome è la giunta che valuta, con grano salis dirà questo sì, questo no, perché proprio no, punto. Ok. Altra domanda di carattere proprio tecnico. All'articolo 4, primo comma, l'ultima linea, si citano associazioni di... quelli prima, comprensibilmente, associazioni e comitati sono i soggetti beneficiari. Associazioni e comitati, enti del terzo settore, società sportive senza fine di lucro, fondazioni e altre istituzioni o enti di carattere privato, tutti senza fine di lucro, e in ultimo associazioni di categoria di operatori economici o singole imprese limitatamente al perseguimento delle finalità di cui alle lettere A, B, D, E dell'articolo 5. Allora, l'articolo 5, A, parliamo di ambito culturale e turistico, B, ambito sportivo, D, ambito dell'ambiente e del verde pubblico e ambito economico. Mi chiedo come mai non vengano incluse invece le altre lettere. Allora, per quanto riguarda la lettera C, potrebbe essere, come dire, un ambito perseguito anche da chi ha un'attività con fine di lucro, secondo me. La F posso capirlo perché si parla proprio di l'amministrazione comunale promuove e sostiene la crescita qualitativa del volontariato di protezione, questo si autoesclude chi ha finalità di lucro. E poi per quanto riguarda gli altri ambiti, francamente adesso non so immaginare cosa la Giunta individuerà, ma
verrà fuori. Mi chiedo quindi come mai viene escluso l'ambito C dalle associazioni di categoria, nel senso che capisco che è un ambito tradizionalmente legato, diciamo oggi è quello che si definisce il terzo settore, o quella che una volta era la sussidiarietà, ma non è escluso che un operatore economico, una singola impresa possa avere interesse in quell'ambito. Allora mi chiedo se può essere inclusa o meno, o se c'è una ratio per cui è stata esclusa. Grazie. Vabbè. E sentiamo un attimo prima di rispondere al consigliere Bagliana. No, intervengo solo per chiedere se fosse possibile un attimino sospendere la seduta, ma vi spiego anche perché interpretando anche la volontà della consigliera Salezze, ci sembra di ricordare che in commissione, in merito alla proposta della della consigliera Denardi, avevamo un attimo individuato la possibilità anche di accettarla, e quindi di accettarla, di essere d'accordo con la proposta del doppio bando, ok? Quindi vorremmo un attimo consultarci per verificare anche con i consiglieri di maggioranza eventualmente la proposta. No, volevo dire, la questione, ve la pongo così, adesso non so se Parella si ricorda, la questione era che molte associazioni hanno difficoltà a decidere cosa faranno per decidere cosa faranno di tutta l'attività durante l'anno, no? Quindi potrebbe capitare che un'associazione abbia in mente i primi 6 mesi della propria attività e poi durante l'anno possa pensare di fare anche altre cose. Non so se questo creerebbe disagio da parte degli uffici per quanto riguarda l'istituzione di questi bandi a doppio semestre o no, cioè è una proposta che veniva fatta per andare incontro alle associazioni, era questa la questione. Sentiamo il consigliere De Bastiani se deve... ritorno un attimo su quello che sostenevo prima. Sì, è vero che la persona fisica può andare a chiedere a un'associazione il sostegno, però non vedo la logica, insomma. Il comune alle persone fisiche può dare la cittadinanza onoraria, giusto? Il comune dà la cittadinanza onoraria a persone fisiche. Come? No, vabbè, questa è la battuta. Se il comune può dare la cittadinanza onoraria a una persona fisica, non riesco a capire la logica, ma guarda che non lo faccio per carità, non lo faccio non riesco a capire la logica per cui... Aspetta silenzio per cortesia. Allora, come un comune può dare la cittadinanza onoraria a una persona fisica, non riesco a capire perché non possa dare il patrocinio per un'attività che una persona fa. Cioè, non capisco la logica. Poi il fatto si va da un'associazione, sì, ho capito, si fa sempre così, si va dall'associazione perché l'associazione sembra filtro. che sia una cosa... Fa anche da filtro l'associazione, voglio Ma dire. fa da filtro, però sappiamo anche che ci sono associazioni che sono associazioni... Beh, insomma... associazioni scambisti esiste insomma in qualche parte del mondo, no? Cioè voglio dire, figurano di essere associazioni e magari i zogacarte, com'è? Comunque... ma magari che giocano a carte o fare cose, non sto parlando delle associazioni di Vittorio, ma voglio dire, chiunque può fare un'associazione, non è il fatto che uno se fa un'associazione, questo gli dia una patente diversa da un cittadino normale. Scusate, comunque, in aula dopodiché non voglio insistere su un questa attimo cosa. in aula, perché se siete così interrompiamo e perdiamo 10 minuti a discutere, perché altrimenti ognuno qua non sente quello che dice l'altro.
Allora, il sindaco voleva un attimo rispondere. Al consigliere De Bastiani. I fatti che possono succedere, i casi sono infiniti, no? Mai è successo che il patrocinio sia stato dato a una persona che, giustamente come dice lei, può essere all'altezza di poterselo meritare un patrocinio, ma allora per tagliare la testa al toro, semplificare la vita di tutti, nulla cambia se si appoggia a una delle associazioni che devono essere iscritte e riconosciute, e quindi direi che si semplifica tutto. Chiaro che può esserci anche il caso che dice lei è una brava persona, la fa una roba meritevole. Nessuno vaglia un'associazione se è morale. No, deve essere iscritta e Comunque, quindi riconosciuta, iscritta e riconosciuta, se no deve essere iscritta. Io vado da un qualsiasi, anzi non serve neanche dal notaio, vado deposito uno statuto, faccio timbrare dalle poste, ho già un'associazione fatta. Ti iscrivi? No, ho l'associazione fatta, ma stai a capire. Dopo vengo in comune, ti dimostro che io sono un'associazione e tu mi iscrivi. Comunque. E sei riconosciuta, e questo cosa vuol dire? Vabbè. Allora, consigliere, e allora dovremo appunto, abbiamo semplificato. Invece mi permetto di considerare la proposta fatta, o la domanda fatta dal consigliere Tonon, che effettivamente se l'F si può tenere fuori, il C potrebbe essere ricompreso. Fate anche voi la vostra considerazione. Secondo me potrebbe rientrare il C. Allora, qua con questo regolamento si è cercato di rimettere un po' in ordine, no? E di fare anche un po' di macro categorie. Dopodiché, eccezioni ce ne sono tantissime, ma se si considerano tutte le eccezioni, bisogna stare qua a perdere serate per fare un regolamento con 1000 eccezioni. Quindi, allora posso cercare di razionalizzare un attimo, perché sennò non ne usciamo più. Allora, le due variazioni che sono emerse fino a questo momento era oltre che cassare concerti, presentazioni di libri, cassare esempi, librerie, esercizi pubblici, cioè tra parentesi, sempre articolo 16,2, e poi ricomprendere il punto C all'interno della lista. Se siamo d'accordo, questi sono gli unici emendamenti che gestiamo stasera in questo documento, va bene? Se no non la finiamo più, cioè cerchiamo di emendare queste due cose qua. Ok? Bon. Allora, le propongo io, visto che qualcuno bisogna che le proponga. Sì, prego. Varaschin. Allora, come chiesto dalla consigliera Sarezze, chiediamo la sospensione per un aggiornamento. 5 minuti di sospensione. Vabbè, se vogliamo discutere, allora la sospensione è concessa. 5 minuti però. Grazie. Prego.
posto, prendete posto. Consiglieri, prendere posto. Consigliere Gomiero, consiglieri. Allora, propongo. Allora, scusate un attimo, siccome i regolamenti no, non sono scolpiti sulla pietra, ma possono evolvere nel tempo, ok? E non possiamo passare tutta la sera a modificare un regolamento. Prendiamo quei 2 o 3 punti che abbiamo deciso di cambiare. Se in futuro qualcuno vorrà cambiare e fare delle proposte al regolamento, non si fa altro che riunire la commissione, che non mi ricordo che numero sia, che la numero 1 che gestisce il regolamento, e si perdono 3, 4, 5 serate per modificarlo, ok? Non possiamo rimanere qua tutta la sera. Allora, prendiamo i punti segnalati dal consigliere Tonon e dal sindaco, dal mio punto di vista. Modifichiamo quelli e dopodiché, se in futuro si vuole ovviamente modificare il regolamento, si riunisce la commissione e così via. Allora, li rileggo. Pagina 4. Ecco, articolo 4, comma 1, bullet numero 1, 2, 3, 4, bullet 5, o bullet 5, come dicono gli inglesi, bullet 5, associazioni di categoria di operatori economici o singole imprese limitatamente al perseguimento delle finalità di cui alle lettere A, B, si aggiunge il C, D ed E. Consigliere Dus, ho fatto bene questa volta? Perfetto. Articolo 16, concessione del patrocinio. Allora, cassiamo, oltre che le parentesi di concerti, silenzio, presentazione di libri, anche le parentesi, dopo giuridica, esempio librerie, esercizi pubblici, eccetera, chiusa parentesi. Perfetto. Direi che a questo punto possiamo passare alla dichiarazione di voto e no, giusto, giusto, votazione degli emendamenti. Allora, per questi facciamo 2, emendamento numero 1 e emendamento numero 2 o stesso? Per l'emendamento appena enunciato dal sottoscritto, favorevoli? Unanimità? No. 14. Contrari? E astenuti? 1. Allora, gli emendamenti è accettato. L'emendamento è accettato. Dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto, non vedo dichiarazione di voto. Passiamo alla votazione. Allora, per la delibera in oggetto, discussa ampiamente, favorevoli? 15, 14, contrari? 0, astenuti? Contrario 1, astenuti 0. Pertanto la delibera è approvata con favorevoli 14 e contrari 1, astenuti 0. Bene, passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Servizio di centrale di committenza per la gestione di gare una tantum. Chiedo all'assessore Antiga di illustrare la delibera. Grazie Prego. Presidente.
Silenzio in aula. Viene messa a quest'Aula la votazione e quindi alla valutazione e votazione scusi il un attimo. punto Silenzio in aula, numero cortesemente. 7. Prego. Dai. E questo punto nasce dall'esigenza di fare una gara d'appalto che non è assolutamente facile ed è quella che riguarda la videosorveglianza. Questo è il motivo principe di questa richiesta di servizio centrale unico di committenza. La gara d'appalto che si andrà a fare per il discorso di sorveglianza è una gara che si è dimostrata particolarmente difficile nei termini di gestione giuridici anche di questo appalto, perché ci siamo trovati che parliamo in questi casi di acquisizione di video registrazioni, di dati, di trasmissione, mantenimento e non solo, anche di trattamento e divulgazione di dati. La materia è talmente complessa che fare un bando che non è di poco peso, perché la valutazione economica di questo bando sarà, come voi sapete, importante, ci ha visti necessariamente di cercare nel mercato qualcuno che di questa materia masticasse qualcosa. E nella nostra ricerca abbiamo trovato la Federazione dei Comuni del Campo Sampierese, che ha un bagaglio di conoscenza in questi specifici bandi ormai da anni che pratica questi bandi, e quindi la necessità di contattare, l'abbiamo contattato, di addivenire poi ad una proposta di aderire a questa federazione per questo sbando specifico. Ovviamente questa associazione, avendo 53 associati, enti diversi dove ci sono molteplici competenze, ci possono essere di aiuto anche per altri tipi di appalti che magari vengono avanti. Ma nella fattispecie usiamo la federazione per questo tipo di appalto che ci dà la tranquillità e il supporto nella gestione del bando, ma anche il temporale di esecuzione, di patuito, giustamente, di addivenire ad un bando e quindi a un'assegnazione che non possa poi essere impugnata dal secondo arrivato, perché abbiamo magari tralasciato qualche aspetto giuridico che è quello che ci preoccupa un po' di più. E avete in cartellina sia la delibera che la bozza di convenzione, se ci sono domande per quel che posso. Grazie Assessore. Consigliere Dus, prego. Sì, questa proposta io la interpreto come un concreto atto di sfiducia nei confronti del Presidente della provincia Stefano Marcon e del suo operato. Perché dico questo? Perché noi adesso stiamo facendo una convenzione con dei comuni, con una, non so se è una fondazione o una federazione, ecco il termine è federazione di comuni del Campo Sampierese. Campo Sampiero, provincia di Padova, 85 km dal comune di Vittorio Veneto. Allora, noi invece abbiamo tuttora in essere, se non sbaglio, una convenzione con il SUAP della provincia di Treviso. In tutta la provincia di Treviso non c'era nessuno in grado di comprare queste videocamere di sorveglianza che beccheranno chiunque si muova nella città. Per cui siamo dovuti andare fuori. Allora, evidentemente questa provincia di Treviso non esercita bene il suo ruolo, evidentemente non è in grado di svolgere questa funzione. Mi chiedo quali altre funzioni riesca a svolgere, perché se noi dobbiamo andare a 85 km in un comune del Padovano per provare a riuscire a comprare delle telecamere, evidentemente c'è una mancanza in questa provincia. Questo è il primo dato. Secondo dato è che una notizia che ci ha dato prima l'assessore Caldarte riferito alla creazione di questa nuova struttura, e su questo aspetto qui invece credo che è un aspetto piuttosto tecnico, nel senso che effettivamente le gare di aggiudicazione soprattutto per certi tipi di beni o servizi sono molto complesse.
Quindi da quello che capisco adesso proviamo a strutturare un ufficio che si dovrebbe occupare proprio anche di queste cose qui, perché parliamo comunque di tutti impegni sotto soglia, quindi dopo dipenderà quale sarà la soglia, perché qua la cambiano ogni anno, però parliamo di cifre relativamente alte. Ecco, questo qui secondo me è un aspetto, cioè è un tentativo, dopo non lo so neanche questo come andrà, perché è molto, cioè, le norme sono in continua evoluzione, quindi sarà sicuramente complicato anche per un ufficio che si deve dedicare esclusivamente a questo, gestire poi i vari bandi. È una delle tante complicanze che ha chi ha il dovere di amministrare, che si trova a gestire, perché effettivamente anche l'acquisizione di beni o servizi è diventato sempre più un problema per le amministrazioni. Però vedo e noto che noi siamo andati addirittura a 85 km, ripeto, per andare a comprare delle telecamere, è un dato... No, dobbiamo ancora comprarle, facciamo il bando. No, per fare il bando. Per fare il bando, ecco, per farci scrivere il bando in tutta la provincia non abbiamo trovato nessuno, ovviamente compreso dentro la provincia, ma su questo non c'era nessun dubbio, tanto è vero che ci saranno le elezioni provinciali, voi sapete già come voterete, noi anche, e quindi andiamo avanti su questa strada che tanto... No, tutto cambia perché nulla cambi e quindi... Però noto che c'è questa strana cosa che critichiamo poi sul fatto la provincia, perché poi alla fine non usufruiamo di un servizio che comunque dà, ok. E però comunque continuiamo a votare le stesse persone che stanno creando questi disagi. Non so, qualcuno un giorno. Grazie, consigliere Dus, consigliere De Antoni. Sì, anch'io mi chiedevo come mai vogliamo cambiare stazione di committenza per questo appalto, perché guardavo anche il sito della provincia per quanto riguarda questa funzione, e recentemente abbiamo affidato sia la gara per i servizi assicurativi, quella per i servizi di supporto alle attività di biblioteca comunale, che la gestione delle biblioteche, dei servizi museali, scusate. Quindi diciamo solitamente utilizziamo questo sportello, non so come chiamarlo, questa funzione svolta dalla provincia. Adesso siamo andati a trovare questa nuova stazione appaltante. Ho seguito quello che ha detto l'assessore, e cioè dice l'appalto è complicato e quindi i termini sono particolari e quindi ci dobbiamo avvalere di un soggetto che queste cose le ha fatte o le sta facendo. Io nelle premesse della delibera non trovo nessun riferimento alla capacità di questo CUC, si chiama così, di fare questo tipo di appalto, di servizio. Ho guardato anche il sito di questa federazione, deve essere un'attività enorme quella che fanno, perché hanno pagine e pagine di appalti fatti, però scorrendo abbastanza velocemente gli ultimi anni di attività non ho visto che abbiano fatto appalti per videosorveglianza o cose simili. Ci sono per apparecchiature tecniche legate all'utilizzo dei computer, eccetera, non ho trovato questa cosa. Ma capisco la preoccupazione dell'assessore di fare bene la gara, però la gara, il modo di fare la gara è quello, che sarà sotto soglia, sopra soglia, servizi, opere pubbliche. La legge per fare le gare, la gara è quella. L'aspetto, diciamo, tecnico, diciamo quindi della necessità di rispettare i termini, come diceva prima, i termini tecnici, eccetera, non viene dalla stazione appaltante, viene dal professionista che prepara il capitolato, che è il professionista a cui darete l'incarico, avete già dato l'incarico, per fare il progetto generale, sulla base del quale ci sarà un preventivo e sulla base della quale si farà l'appalto del servizio. Non è che sia la stazione, questo CUC, che farà il capitolato lo fa il tecnico vostro, il nostro, del comune. Da quello che ho letto sul sito è così. Se ci sono accordi diversi, almeno scrivetelo nella delibera, preso atto che il CUC della Federazione Campo Sempierese è come dire, molto preparato, ha una grande esperienza in questo tipo di appalti, di opere, di apparecchiature per la videosorveglianza, eccetera. Questo io non l'ho trovato. Ecco, magari se mi spiega come siamo andati a finire fino là, quando finora dalla provincia abbiamo avuto, se gli uffici non hanno qualcosa in contrario da dire, abbiamo avuto sempre delle risposte.
Sì, il costo di un appalto sopra soglia di un servizio è di circa 5.000 euro. Il costo dell'indizione della gara da parte di questa federazione, se è sopra soglia, che probabilmente è 5.000 euro. Ok, grazie. Sentiamo consigliere Balliana se ha altre domande. Così Allora, dopo... sì, no, domande, vorrei intervenire nel merito. Sì. Ecco, sì. Allora, relativamente alla stazione appaltante mi stavo facendo le stesse domande che si è fatto il consigliere D'Urso e il consigliere De Antoni, ossia perché siamo dovuti ricorrere a questa stazione appaltante di Campo San Piero. La cosa fa riflettere, l'unica considerazione positiva che potrebbe essere è che ricorrendo a questa stazione appaltante c'è scritto che ciò contribuisca a rafforzare l'economia legale e ad innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici. Okay, mi sembra che magari tutte le stazioni appaltanti abbiano questa finalità e magari ce l'ha anche questa. Quindi il ricorso a queste strutture già predisposte ci aiuta anche in questi termini. Per quanto riguarda la struttura dell'eventuale ufficio gare che il Comune vorrebbe istituire, ufficio appalti per così dire, mi verrebbe da fare una proposta e ipotizzare anche in prospettiva se questo ufficio che noi andiamo ad organizzare potesse diventare anche un ufficio al quale anche i comuni limitrofi possano fare riferimento. Questo lo dico un po' in modo magari ambizioso, però potrebbe essere, se il personale qualificato che prenderà parte insomma a questo ufficio potrebbe dare anche un contributo rispetto a tutti i comuni dell'Interland vittoriese e potrebbe fungere un po' da punto di riferimento magari. Non lo so se è una proposta troppo impegnativa, ma comunque penso che in un'ottica di sinergia tra i vari comuni dell'Interland vittoriese questo sistema di riuscire a mettere delle persone competenti in un unico posto possa dare la possibilità di accedere anche a gare particolari, a appalti particolari e di concorrere anche eventualmente a dei contributi europei qualora l'ufficio fosse messo nelle condizioni di avere al suo interno delle alte professionalità. Ecco, non so se mi sono spiegata, magari la butto come proposta. Per quanto riguarda la questione invece delle telecamere, Assessore, lei è stato già stanziato per il 2023 una cifra di circa 450.000 euro, se non vado errata. Quindi voglio dire, l'importo indicativo eventualmente del costo dell'opera lo sappiamo parzialmente, che è sull'ordine di questi 450.000 euro. Ora mi chiedo, lei ha evidenziato anche la questione di una struttura abbastanza delicata, e questo mi preoccupa un po' sulla questione della sensibilità dei dati e della gestione di tutta la questione dei dati sensibili, no? Quindi volevo chiederle, noi facciamo da apripista rispetto a tutta la provincia di Treviso, rispetto a questo uso di questi sistemi di informatizzazione di telecamere, e mi rifaccio un po' a quello che è stato detto, voglio dire, nella provincia di Treviso, tutti gli altri comuni cosa usano? Cioè Treviso città penso abbia un sistema di telecamere abbastanza avanzato. Ultima considerazione che faccio, che secondo me questi 450.000 euro sono una cifra veramente troppo impegnativa e per questo discorso, insomma, ecco, mi fermo. Grazie consigliere. Non ci sono altri interventi, lascio la parola all'assessore Antiga. Grazie Presidente. Stiamo parlando di 400.000 e dovrebbe essere allocati nel 2022, non nel 2023, perché necessariamente questo bando dovrà partire e quindi dovrà anche concretizzarsi entro l'anno. In merito a Campo Sampierese,
non siamo andati in giro una notte con la nebbia e ci siamo fermati là. Abbiamo sentito la provincia per la verità aveva fatto e ha fatto un progetto importante di sorveglianza nelle rotonde e vista la complessità della gestione di tutta questa cosa ci ha dato dei riferimenti che potevano essere economicamente a nostra portata usando delle istituzioni che lavorano già in tal senso e la Sampierese calzava in questo discorso. Quindi non è che siamo andati a caso, la competenza c'è e tra l'altro nelle attività, se legge a pagina 1, consigliere, l'attività non è semplice e mi creda che ho fatto un paio di incontri in prefettura per la gestione, per come prelevare i dati, come gestirli, come regolamentarli, non è assolutamente facile e qua sono veramente, per quel che ho potuto capire, sabbia mobili, quindi ci si deve muovere in maniera attenta evitando di entrarci, perché poi si sa come va a finire. Nel paragrafo, per esempio, menzionato nelle ultime 4 righe alla pagina 1, l'attività garantita dal CUC è tale da affiancare gli uffici comunali nella gestione di tutte le procedure di gara da espletare per l'affidamento dei beni e servizi e lavori, fornendo assistenza e consulenza nella predisposizione della documentazione di gara, collaborando e bla bla. Non stiamo parlando in maniera specifica del bando della videosorveglianza, perché con questo noi dal 21 poi al 23 potremo comunque usare questa stazione appaltante anche per altre cose. Crediamo che sia un una tantum, quindi sì, appunto crediamo, ma ancorché noi andiamo dal 21 al 23 con questa convenzione, però per noi dovrebbe essere un una tantum, perché poi abbiamo la stazione appaltante della provincia che risponde sempre e nel migliore dei modi per tutto quello che abbiamo in maniera poi successiva anche usato. Avremo poi anche un nostro ufficio dedicato agli appalti e ai bandi, nostro interno, con una PO che dovrebbe gestire questa cosa, quindi bene. Grazie, consigliere De Antoni. Sì, cioè io discuto sul fatto che i servizi che fornisce la CUC Campo Sampierese dovrebbero essere gli stessi forniti dalla stazione unica appaltante della provincia di Treviso, perché le funzioni sono quelle. Ecco, se ci sono aspetti tecnici, sono superati dal capitolato, che non viene fatto dalla stazione unica appaltante, viene fatto dal professionista che avete incaricato. Ma sì, è sempre così. Scusa, ho fatto qualche appalto anch'io nella mia vita, ecco, non è che... Cioè, il capitolato è una cosa, il bando di gara è un altro. Il bando di gara si costruisce mettendo tutta una serie di punti che sono già previsti, che si ricavano dal capitolato, l'importo dei lavori, la durata e le caratteristiche. Cioè, quindi io non ho niente in contrario che andiate a Campo San Piero a fare questa cosa e non mi spaventano neanche gli 85 km di distanza, però giustificate il fatto che fate questa cosa, perché non c'è scritto che la provincia ha detto che non lo fa o che è troppo complesso per la provincia. Non c'è scritto che Campo San Piero ha una particolare conoscenza di questo tipo di appalto, perché se lei va a vedere il sito, io negli ultimi anni non li ho visti, poi magari ci saranno, non li hanno riportati, ho sbagliato a guardare, però non ci sono. Allora ditelo, no, che avete trovato un centro, un CUC in grado di fare bene questo appalto perché ha le esperienze, le conoscenze, ma perché è davvero consigliere, se posso... Se io leggo la delibera non c'è un riferimento, alle capacità o alle esperienze di questo centro su questo tavolo. Mi consenta, ma se posso, ancorché fosse scritto... Scrivete le delibere così, scusi. Perdoni, ancorché fosse scritto non le andrebbe bene e quindi la invito... Ma perché dice questo? Ancora, no, adesso la invito... questo non le consento di... Sì. La invito a fidarsi... Scusate, assessore... la invito a fidarsi di quel che hanno fatto. Allora, la invito a fidarsi a quel che hanno fatto gli uffici. Ma il rispetto c'è. Il rispetto c'è. Chiudete i microfoni, se no ve li chiudo io. La invito a fidarsi degli uffici. Allora, innanzitutto gli interventi si fanno
e non si fanno botta e risposta qua dentro. Boh. Allora, il consigliere ha fatto un intervento, ha fatto una domanda, ha fatto delle richieste, adesso gentilmente l'assessore risponde. Ecco. Se vuole, ecco, e chiudiamo la trasmissione. Evidentemente mi sembra di aver capito che sto centro sta centrale di committenza è un centro di eccellenza per fare queste cose. In questo momento viene usato una tantum, il significa che probabilmente è il meglio che troviamo nel mercato in questo momento e basta. Io direi che è ragionevole un discorso di questo genere. Consigliere Baliana ha Una richiesto... considerazione... Ha richiesto... No, volevo solo... Ha richiesto... La delibera silenzio. è stata redatta dall'ufficio Corpo Polizia Locale. Mi chiedevo perché non è stata fatta dalla segreteria generale, visto che stiamo parlando di una adesione con una convenzione a una stazione appaltante. Cioè, voglio dire, non sono atti che di solito vengono seguiti dalla segreteria generale, chiedo, o la segreteria, insomma, rispetto a questo. Perché, voglio dire, non è citato nello specifico che noi ricorriamo a questa convenzione perché dobbiamo fare questa determinata cosa delle telecamere. Qua non c'è scritto da nessuna parte. Cioè, l'abbiamo dedotto noi questa sera, il discorso che sarà incaricato la questione dell'affidamento per la questione della gara sulle telecamere, ma a me non sembra di aver letto da qualche parte che ci sia questo obiettivo. Altra osservazione, consigliere De Bastiani. Sì, io concordo, io pensavo che questa cosa fosse stata chiarita in commissione, non ho neanche approfondito. Adesso capisco che nella delibera non è neanche spiegato perché si va da questa CUP di Campo San Piero, non è spiegato, l'assessore non può rispondere anche se fosse scritto non ti andrebbe bene, perché insomma cioè, non mi pare che sia il modo di ragionare, no? Scusa, evidentemente la delibera è fatta male e ha ragione De Antoni. Altri interventi? Altre prenotazioni? E allora passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione della delibera. Per la delibera discussa in oggetto, servizi centrali di committenza per la gestione di gare una tantum, favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 favorevoli, contrari? 5. Astenuti? 0. La delibera è approvata con 10 favorevoli, 5 contrari, 0 astenuti. Passiamo a votare l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 10. Contrari? 5. Astenuti? 0. La delibera è immediatamente eseguibile. Grazie a tutti, buonanotte.